Buonasera a tutti. Apriamo questo ciclo di viticoltura a San Pietro di Creto. Anche quest'anno si sloderà su 3 serate. I temi sono diversi. I temi sono diversi perché quest'anno affronteremo il tema legato della meccanica e normativa commessa. Ringrazio da subito per questa sera, per la loro presenza, Odino Pin, che segue di solito vita in campo per quanto riguarda il Condifesa Treviso. Ringrazio poi il dottor Mardo Sozzi dell'Università di Padova del Dipartimento TESAT e il professor Paolo Gai dell'Università di Torino. Molti di voi conoscono il professor Balsari, che è stato anche ospite qui nel 2014. Mi ricordo che era una serata insieme a Mario Fregoni e a Tigio Scienza, e il professor Gai ha preso il posto di Paolo Balsari. Ecco, questi saranno i relatori di questa sera. Mercoledì 18 febbraio invece entreremo nel merito alla viticoltura e in particolare ai figli cosiddetti di glera. Sapete che già da una decina d'anni si sta sperimentando il glera resistente. I lavori sono seguiti dal CREA di Conegliano, e comunque, furia di selezionare, sembra che si stia arrivando a dei cloni, anzi a delle varietà che potrebbero essere molto promettenti. Capiamo invece, saltiamo il mercoledì successivo perché lo lasciamo a un'iniziativa del Consorzio di Tutela e Conegliano Valdobbiadene DOCG e Banca Prealpi, che faranno un convegno che magari ne parleremo la prossima settimana presso la sede di Banca Prealpi a Tarso. Allora la settimana del 25 la salteremo e andremo al 4 marzo. Al 4 marzo ritorneremo sul tema legato agli insetti. Qua vedo il professor Duso. Sapete che il tema della flavescenza dorata è costantemente seguito nel territorio. Allora si parlerà dei lavori eseguiti nel 2025, lavori ulteriori sviluppati nell'ambito del progetto che riguarda altri insetti e altre cicadine. Però entreremo nel merito anche della pupilla japonica. Come sappiamo è già stato isolato un caso in provincia di Treviso, come si parlava prima a tavola con il professor Gai. Il problema della pupilla japonica è che è un coleottero, giusto? È un coleottero devastante. Allora bisogna capire bene come gestirla e speriamo non arrivi anche qua. Ecco, questo è il programma delle 3 serate. Adesso, prima di entrare nel merito, lascio la parola all'avvocato Rivonti, perché comunque noi abbiamo i nostri partner e da quest'anno anche l'Accademia Italiana della Vita e del Vino. So che l'avvocato Riponti ha fretta e allora lascio. Sì, purtroppo ho un impegno concomitante, però volevo porgere un saluto e un buon lavoro a tutti voi. L'Accademia Italiana della Vita e del Vino è l'ente morale del Presidente della Repubblica in materia di viticoltura ed enologia. È un'accademia che dovrebbe essere un punto di riferimento scientifico, ma anche filosofico, storico, sociale per quanto riguarda la viticoltura. Da quest'anno abbiamo accolto nella nostra famiglia accademica Benedetto De Pizzo, che è diventato accademico da pochissime settimane, e l'Accademia ha deciso di prestare il patrocinio a questo ciclo tradizionale di incontri. Abbiamo particolarmente apprezzato anche i temi che sono stati sottoposti alla vostra attenzione, sono temi molto operativi, sono temi importanti sul campo. Io faccio il professore universitario, ma faccio anche il viticoltore, quindi sono temi che mi coinvolgono in maniera particolare. Particolarmente direi è centrale il tema dell'intelligenza artificiale. Però sotto questo profilo
vi accorgerete che un approccio effettivo dalle operatività dell'intelligenza artificiale vi ha calibrato molto bene, perché l'intelligenza artificiale è diventata un mantra di questi ultimi anni. Tutti ripetono: questa intelligenza sconvolgerà qualsiasi tipo di settore dell'economia, della società, del mondo gnoseologico, della conoscenza. In realtà l'intelligenza artificiale l'ha capita in maniera precisa. È vero che l'intelligenza artificiale è la rivoluzione dei nostri tempi, è altrettanto vero, e ce ne stiamo occupando moltissimo in accademia, abbiamo fatto già 2 convegni su questo tema, è un qualcosa che accompagna la storia nostra da 100 anni o quasi. L'intelligenza artificiale nasce con Alan Turing nel 1955. Si tratta quindi di un processo che è stato avviato da decenni e che ha avuto recentemente un fortissimo impulso con l'avvento della cosiddetta intelligenza artificiale generativa, GenAI. Perché? Perché questa intelligenza artificiale aveva l'attitudine da se stessa di poter migliorare i propri processi e di potersi evolvere in autonomia, però sulla base degli input umani che gli erano stati dati. E altrettanto queste nuove conoscenze che vengono generate da questa intelligenza artificiale devono essere capite bene, perché non sono intelligenze e non sono contenuti che riflettono l'intelligenza umana. L'intelligenza artificiale non obbedisce al principio di causalità nel modo in cui procede. L'intelligenza artificiale obbedisce al principio di interferenza sintattica, non semantica. E quindi genera, è vero, conoscenze nuove e originali, ma non conoscenze umane, fra virgolette, non conoscenze intelligenti secondo il nostro approccio. Per questo è importante che ci siano questi incontri di studio, per questo è importante che si capisca esattamente qual è il significato e la portata di questa rivoluzione di questi tempi. L'Accademia vi invita tutti apprezzare questo tipo di sforzo del tradizionale ciclo di incontri felettani, e Benedetto lo sa bene, stiamo già riflettendo e elaborando con il consiglio direttivo, stiamo elaborando anche nel futuro di fornire dei nostri accademici. Voi sapete che nell'Accademia Italiana della Vica del Vino ci sono praticamente tutti i professori di viticoltura e enologia dell'Università di Italiane e di mezza Europa sostanzialmente, e l'anno prossimo puntiamo anche di darvi non soltanto il patrocinio ma anche un contributo scientifico che possa servire sul campo. Complimenti a tutti i relatori, complimenti a voi che siete qua e vi auguro buon lavoro. Spero che sia producente e sempre all'altezza questo impegno tradizionale di questo ciclo pellettano che oramai fa parte della nostra cultura agraria del Caripapio. Grazie mille e buona serata e scusate. Sì, grazie. Bene, allora ne approfitto così ringrazio tutti i partner sostenitori. Allora, la Regione del Veneto, dopo leggo anche il messaggio dell'assessore, ma lascio la parola al dottor della Bianca. La Regione Veneto, la provincia di Treviso, dopo ringrazio il CREA Vedi Conegliano, i dipartimenti DAFME e TESAF di Padova, l'Università di Verona, l'Università di Torino, la scuola enologica, la strada del Prosecco e dei vini dei Colli Conegliano Valdobbiadene, ecco l'ho citato giusto, l'ordine degli agronomi della provincia di agronomi e forestali della provincia di Treviso, il consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene 2CG, l'Accademia, il consorzio Colli Conegliano, le associazioni di categoria, sempre modo disponibili ad appoggiare questi incontri, col diretti sia Confagricoltura, Difesa, Terra Viva, e dopo ringrazio anche che avremo anche il relatore, il direttore dei vivai cooperativi di Rauscedo. Allora, per quanto riguarda la regione, prima di lasciare la parola al sindaco per un suo intervento, leggo la risposta all'invito del neo assessore Dario Bond all'agricoltura della Regione Veneto. Carissimo Sindaco, ti ringrazio sentitamente per il gradito invito e per avermi coinvolto nel ciclo di incontri di viticoltura San Benedetto di Feletto. Iniziativa di grande valore per il territorio. Desidero inoltre complimentarmi per la qualità e l'attualità dei temi proposti
che bensì inseriscono in un contesto viticolo di eccellenza riconosciuto a livello internazionale come quello delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio mondiale UNESCO. Un territorio in cui la viticoltura rappresenta non solo un pilastro economico e produttivo, ma anche un elemento identitario fondamentale grazie all'impegno quotidiano dei viticoltori. Particolarmente apprezzabile è l'attenzione rivolta ai temi dell'innovazione e della sostenibilità, oggi centrali per garantire competitività, tutela dell'ambiente e prospettive future al compatto vitivinicolo locale. Con stima e amicizia ti saluto cordialmente. Allora ne approfitto e lascio la parola al sindaco di San Pietro di Feretto, Cristiano Uter. Grazie Benedetto, buonasera a tutti, grazie della presenza. Voi relatori vi ringrazio perché la vostra presenza sicuramente dà lustro a questa prima serata del ciclo incontri che, a dirlo tutta, Benedetto organizza come quanti anni? 20? 21 anni, da 21 anni, non si stacca mai. L'amministrazione comunale ovviamente lo ringrazio gli uffici che sono a disposizione anche questa sera. Io credo che evidentemente per gli operatori del settore, evidentemente questi incontri siano qualcosa di tradizionale da una parte, ma anche necessario perché bisogna capire tante cose della trasformazione del mondo agricolo, tra cambiamenti climatici, nuove tecnologie, insomma è in continua evoluzione ed è presente da tanti anni. La presenza di tante persone questa sera è il sintomo che gli argomenti che Benedetto porta avanti, i vari argomenti che porta avanti nel corso degli anni sono sempre interessanti. Io non vi rubo tanto tempo perché abbiamo dei relatori che sicuramente hanno tanto da dirci e sicuramente dopo sapranno anche ascoltare eventuali domande, presumo, perché credo che l'interesse sia effettivo da parte di tutti. L'unica cosa che voglio ricordare, non mi stufo di dirla, sono convinto che nella nostra zona come Conegliano Valdobbiadene abbiamo una grossa occasione per i prossimi 2 anni. Probabilmente lo saprete tutti, se non lo sapete e lo ribadisco, siamo stati nominati Città Italiana del Vino 2026-2027 insieme alle Vulture in Basilicata ed è un'occasione perché possiamo far vedere a tutta Italia intanto il nostro bel territorio, la nostra produzione, come intendiamo viticoltura nel nostro territorio, come sappiamo anche accogliere le persone che vengono da fuori da tutta Italia, evidentemente, ma è un'occasione anche per avere uno scambio di idee con un mondo che per noi è abbastanza distante perché le Vulture in Basilicata non sono proprio dietro l'angolo, ma hanno una tradizione vitivinicola che sicuramente nel corso dei secoli forse è ancora più radicata che da noi. Per cui sarà un'occasione di manifestazioni importanti. Vi invito a seguire i vari social che adesso verranno implementati. Inizieremo a fine mese con l'apertura della biennale, diciamo così, per cui è un'occasione perché come territorio possiamo crescere, come comuni di Conegliano Valdobbiadene possiamo crescere, per cui vi invito veramente a seguire le tante manifestazioni che nel corso dei 2 anni saranno svolte. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Grazie, lascio la parola a Lucio Della Bianca, direzione agroambiente della Regione Veneto. Grazie. Agroalimentare. Innanzitutto grazie dell'invito, a cui partecipo molto volentieri. Mi complimento con l'amministrazione perché ho visto che è un ciclo di iniziative molto nutrito, con argomenti di estrema attualità ai quali guardiamo anche noi con attenzione e con relatori molto autorevoli, insomma così. Quindi auguro a tutti una buona serata. Vi ribadisco solo che ho parlato proprio oggi con l'assessore del riporto e saluti, tanto vi sono stati già riferiti, e abbiamo, prima che vi dicessi che sarei stato presente, abbiamo parlato proprio tra le varie di questi argomenti perché, ripeto, per noi Regione sono particolarmente interessanti. Siamo in un territorio, non serve che se lo dica io, che è un fiore all'occhiello per la Regione del Veneto, bisogna dedicargli tutte le attenzioni del caso, quindi da parte nostra siamo lì e aspettiamo tutte queste innovazioni anche per poi sperare di metterle in pratica il prima possibile e magari anche di aiutare tutte le aziende che avranno intenzione di adottarle. Quindi io mi fermo qui e ringrazio nuovamente e buona serata. Semplicemente un saluto, vedo che c'è anche la presenza di Avepa con Arturo Pizzolon, che
più volte è stato relatore in queste occasioni. Delle associazioni di categoria non vedo. Andiamo avanti. Fiorello consiglio di andare avanti. Allora iniziamo. Iniziamo con l'introduzione. Come prima detto, con noi c'è Oddino Bin, che è un tecnico del Condifesa Treviso Vicenza Belluno, e segue questa parte legata alla meccanica e in particolare segue anche l'organizzazione di vita in campo insieme all'informatore agrario, e qua vedo Armido Bertolini. Introduzione la lascio a te. Grazie, mi metto in piedi. Allora, buonasera a tutti intanto. Io mi ero preparato questa settimana una serie di slide perché volevo far bella figura, no? Per anche dare lustro, diciamo, a questa manifestazione. E poi ho lasciato tutto lì nella cartella perché so che dopo di me ci sono 2 relatori che vale la pena di ascoltare quando sarete ancora freschi, non quando poi sarete stanchi di ascoltare altri. E vorrei fare solo un'introduzione non tecnica, ma un'introduzione, se vogliamo, storico-filosofica. Lo faccio non con parole mie, Fiorello sta ridendo, sta po', ma le faccio prendendo lo spunto da un autore, è un mio compaesano, io abito a Breda di Piave, che scrive testi di storia molto legati, diciamo, al settore agricolo, soprattutto all'evoluzione che ha avuto l'agricoltura dai tempi passati, diciamo, e che racconta questa storia qua, che io battezzo nel mio modo e lo chiamo la storia dell'imprenditore strabico. Strabico è uno che non ha gli occhi dritti, ma che guardano un po' in giro, no? Allora, brevemente, la storia è quella di ambientata su Piave, io abito su Piave, dove ci sono 2 ragazzetti, un ragazzetto e una ragazzetta, che si trovano sul Piave, si innamorano, si sposano, lo faccio breve. Vi racconto il giorno dopo il matrimonio, no? Quindi lui proviene da una famiglia di tradizione contadina, è ambientato all'inizio del Novecento. Lui proviene da una famiglia, sapete, di quelle classiche toste tradizionaliste, dove c'è il capofamiglia di Pomando, tutti, E lei invece viene da un altro settore, un commercio, mi pare, o cosa del genere, no? Bene. Quando suona mezzogiorno il giorno dopo, sapete che le campane stabiliscono che si lasciano gli attrezzi nel campo, si va a casa a pranzo, no? Vi descrivo la casa per quelli che hanno i capelli bianchi conosceranno. La casa di una volta, c'è una grande cucina, un grande tavolo, la famiglia è numerosissima e quindi il posto a tavola non c'è per tutti. Dovete scegliere voi chi si siede a tavola, lo sapete già? Naturalmente sono gli uomini, no? Andate indietro di 100 anni, e le donne con i marmocchi in braccio si siedono qua e là oppure mangiano dopo perché nel frattempo devono servire gli uomini, no? Questa sposina al primo giorno di ingresso in famiglia, che cosa fa? In maniera sfacciata va a sedersi, si prendono le sedie e va a sedersi a tavola con gli uomini. Vi lascio immaginare la scena, l'invidia delle altre donne e di tutti quanti, no? Dante direbbe: parea che l'aere le temesse. Tutti quanti, di 20 persone, ci sono 40 occhi rivolti verso il capofamiglia che sta come capotavola per vedere che decisione prendeva il capofamiglia. Vi ricordo che il tema è l'innovazione, dico bene? Perché sennò molti pensano che andiamo fuori tema. Ecco, tutti si aspettano che il capofamiglia dica: oh, ragazzetta, come ti permetti, tu appena arrivata, eccetera. E il capofamiglia è il cuore del romanzo. Il capofamiglia esce con questa affermazione:
prima o poi doveva accadere. È stato forse un punto di partenza, diciamo, avete presente il film L'albero degli zoppoli, tanto per capirci, no? È stato probabilmente un punto di partenza, e perché lo chiamo imprenditore strabico? Perché evidentemente lui aveva un occhio fissato sul presente, è ancora lui che teneva in mano tutta la famiglia, che decidevano i lavori da fare, tutto, anche le sorti personali delle persone, però aveva un occhio che guardava anche in avanti. Io credo, perché vi ho raccontato questa storia, che magari potete pensare che è una divagazione, perché l'agricoltura del passato, io nel mio piccolo sono anche appassionato di storia dell'agricoltura, nell'agricoltura del passato la mentalità conservatrice è sempre quella che ha guidato, stavo per dire le scelte, dovrei dire le non scelte, cioè una frase classica dei nostri luoghi del passato, il settore agricolo, è per dire se si è sempre fatto così vuol dire che va bene così, e cambiare sembrava insomma andare verso l'ignoto. Questo strabismo, tant'è vero che l'agricoltura, ecco, di quei tempi ha pagato uno scotto importante rispetto agli altri settori che sono stati più veloci nell'evolvere. Possiamo dire anche un'altra cosa cattiva, non offendetevi perché anch'io sono figlio di contadini, cioè la selezione dei tempi passati era sempre a scapito del settore agricolo, cioè se all'interno della famiglia c'era qualcuno un pochettino più sveglio, era quello che si spostava in altri settori, che magari faceva qualche anno di scuola di più, ed era quello che dall'agricoltura, del settore agricolo, naturalmente usciva, anche perché l'agricoltura del passato richiedeva più che cervello, richiedeva muscoli, perché i lavori erano pesanti, l'evoluzione non c'era e via dicendo. Passo ad altri strabismi. Arrivo molto più vicino a noi e mi sto avvicinando agli discorsi che i relatori poi approfondiranno, no? Io ho avuto modo di seguire, cito solo un paio di esempi, l'introduzione, io sono di pianura, l'introduzione della metitrebbia e l'introduzione delle prime vendigliatrici. Avessimo fatto una votazione per mantenere queste macchine quando sono entrate in campo, la stragrande maggioranza degli agricoltori conservatori per carità, non vi descrivo la metitrebbia, vi descrivo solo la vendigliatrice perché l'ho vissuta in prima persona su un'azienda grossa che amministravo, parlo anni inizio 90, la Volentieri, qualcuno se la ricorda, vi descrivo la scena, c'è un signore che guida un trattore che traina sta macchina, c'era un altro sul filare accanto che guida il rimorchio sulla quale la macchina scarica col braccio. A destra ci sono 4 donne col secchio dietro che raccolgono tutto quello che la macchina non raccoglie. Vedere le viti sembrava che fosse arrivata la guerra, cioè nel senso che di tralci buoni non ce n'era più uno, e se andavi a vedere il prodotto sul rimorchio, per trovare l'uva dovevi spostare le foglie e i tralci e anche pezzi di cose. Armido conosce, che si interessa di meccanizzazione, e i curiosi, tanti curiosi che trovavi attorno, li vedevi qui con le mani sulla testa. Per carità, questa sarà una macchina che non sarà mai introdotta. Il mio titolare di allora, pur anziano, anche lui strabico, anche lui diceva: questa macchina, mi ricordo la frase, questa macchina fa schifo, fa un lavoro che non posso ripetere la parola, però sarà il futuro. Anche questo era sto parlando bene dello strabismo questa sera, no? Io credo che domani, quando voi andrete in campo, probabilmente di quello che vi sarà detto stasera non applicherete nulla.
Però se noi in questa serata, e sono sicuro che loro lo faranno, riusciranno anzi a mettervi in testa l'idea che domani farete le cose che avrete programmato, ma anche domani e anche dopodomani, anche fra un mese, fra un anno, eccetera. Però già mettere in testa l'idea che nel futuro forse alcune cose, il discorso droni si parlerà di intelligenza artificiale, poi vi dico qualcosa in più, poi chiudo, è già qualcosa. Cioè, se noi riuscissimo stasera a rendervi un po' strabici, nel senso buono, nel senso metaforico, diciamo, della parola, avremmo già fatto, perché guardate, adesso dico 2 parole di vita in campo e ne parlerò pochissimo, se no sembra uno spot con difesa che mi pare necessario, no? Quando abbiamo portato in pianura, era il 2006, le prime macchine a recupero in quel di Ponte di Piave, erano quei tanfanali, in pratica erano degli atomizzatori con delle lamiere appese in qualche modo ai lati, e tutti quanti dicevano, ma insomma, questa roba qua non so dove si andrà a finire. Siamo andati a finire che oggi il 60 e passa per cento della viticoltura di pianura trevigiana, e solo trevigiana, è trattata con macchine di recupero. È stato il risultato. Sembrava che l'unica soluzione nella gestione del sottofila fosse in diservo, perché il glifosate costa anche poco, funziona anche bene, eccetera. Abbiamo affiancato, in tutti diciamo, abbiamo messo in campo macchine che stanno facendo dei signori lavori. Nelle ultime edizioni di Vita in Campo abbiamo cominciato timidamente a far vedere come funzionano le macchine autonome, i robot. All'ultima edizione vedere un cingolato con dietro un altro cingolato con la botte per l'irrorazione che ti fa 500 metri di retromarcia. Provate voi a farlo guidando voi, tu che te ne intendi di guida satellitari, eccetera, e viene a dire probabilmente questo non sarà oggi, sarà il futuro. Un altro spot, il giorno 9 marzo, 7, vedete se sbagliato. 7 marzo stiamo organizzando con il formatore agrario Vita in Campo potatura. Quest'anno abbiamo dovuto spostarci in quel di Vicenza perché anche Vicenza fa parte del nostro consorzio, eccetera, e avremo in anteprima, lo dico anche a favore tuo, che poi forse ne parlerai, quel robot che è stato tanto annunciato finora e non l'abbiamo ancora visto in campo, quel robot in grado di fotografare, fotografare diciamo la situazione della vite, prendere delle decisioni, far funzionare dei bracci che andranno a tagliare ciò che deve essere tagliato, sostituire le forbici con dei rulli, delle manine, insomma delle apparecchiature, eccetera, che andranno a piegare e legare il traccio, che probabilmente, spero quando ci siano i progettisti, probabilmente funzionerà male per il momento come funzionava male la vendemmiatrice di cui parlavo prima, però probabilmente sarà una macchina che fra qualche anno vedremo in campo e magari andrà a portare anche una buona fetta, diciamo, dei vigneti che ormai noi italiani lo siamo abituati per la manovra scarsa che abbiamo di fare. Vengo al tema perché qua ho parlato più di pianura, qua siamo in collina e la collina ha un grosso problema. Guardate, se vi interessa, siccome abbiamo aggiornato altro spot, abbiamo aggiornato i costi di produzione delle agricolture e in particolare lo stampato è imperniato principalmente sulla viticoltura, vi do solo 3 dati. Produrre uve in pianura costa intorno a 50 centesimi al chilo. Produrre uva in zona collinare però meccanizzabile, quindi poi raccolta a mano eccetera, costa intorno agli 80 centesimi, 50-80 zone bella differenza. Produrre uva
in zona eroica, se lo dico al professore De Idroli, costa 150, 160, 1,50 €, 1,60 € al chilo. Cioè vuol dire più di 3 volte l'uva. Io mi ritengo fortunato lavorando prevalentemente in pianura, però questi sono i costi. Ma vogliamo che la collina rimanga lì, vogliamo che la nostra vetrina rimanga lì, perché questa da lustro, noi di pianura abbiamo sempre un debito nei confronti di chi si rompe la schiena e non solo per andare a lavorare in quelle rive là, eccetera. Vogliamo che rimanga. Noi con Vite in Campo abbiamo fatto 2 edizioni in zona eroica. Qui ringrazio anche gli informatori agrari che ci ha sempre dato una gran mano su sta roba qua, e attraverso convegni eccetera abbiamo portato un'idea: signori, o non usciamo da terra a raggiungere con delle macchine, con dei percorsi che l'autorità pubblica deve concederci per arrivare lì con le macchine, o arriviamo nella parte proprio impossibile dove osano le aquile via aria, sentirete la relazione dopo, oppure non c'è storia. Fra qualche anno troveremo i rovi, perché quando muore l'anziano che ha ancora questo spirito antico che dice che il sacrificio è sempre cosa buona e giusta, il giovane che prende in mano l'azienda, prima roba ti fa il gesto dell'ombrello e ci dice vai tu su per quella roba lì, anche perché dal punto di vista economico il mercato non valorizza abbastanza chi fa tutta quella fatica. Ho finito, chiudo. Vi auguro di diventare tutti strabici. Domani mattina fate il vostro lavoro, però tenete sempre una parte dell'occhio che guardi lontano, perché quello che sentirete anche stasera credo sarà importante. Vi ringrazio. Grazie a Udino Bin. Io non serve che aggiunga altro e lascio la parola a Marco Sozzi. Grazie mille, grazie Dino e grazie per il sito. E bene, allora, prendendo a prestito il tuo racconto, sediamoci al tavolo, come ha fatto Sposa, e iniziamo a parlare del primo tema, che è l'applicazione di tecnologie di intelligenza artificiale e di autonomia. Parliamo di autonomia completa e quindi di robot in viticoltura. Per iniziare, collegandomi anche a quanto presentato precedentemente, chiediamoci perché adesso e oggi è opportuno parlare di intelligenza artificiale e robotica in viticoltura. Mi collegherò, per esempio, all'ultimo riferimento che è stato detto, legato alla carenza di manodopera che abbiamo adesso in viticoltura, e che penso che molti di voi sperimentano sulla propria pelle, e il generale invecchiamento della popolazione coinvolta in agricoltura. Quindi, al di là del grafico, gli ultimi numeri sono quelli più importanti. Dal 2015 abbiamo avuto un incremento del 41% degli operai agricoli coinvolti in agricoltura oltre i 55 anni, e sono calati del 15% nella fascia di età media e del 3% quelli più giovani. È solo una questione di manodopera? No. L'altra sfida, quella che anche questa penso che voi viviate sulla vostra pelle, è legata alla riduzione delle sostanze attive, e quindi abbiamo sfide legate alla difesa. E mentre noi riduciamo le molecole che possiamo utilizzare, ci sono nuove emergenze fitosanitarie che dobbiamo gestire. Qua ne ho messe alcune, tra l'altro alcune che in parte tratteremo oggi, altre che verranno trattate nelle prossime giornate. Bene, visti tutti questi problemi, noi abbiamo alcune soluzioni che sono diventate un mantra, come si è detto precedentemente, che sono ad esempio l'intelligenza artificiale. Però l'intelligenza artificiale diventa un po' quella parola che è capace di attrarre gli interessi anche politici, e che spesso viene spesa per descrivere un qualcosa di innovativo, ma non si riesce bene a entrare nel dettaglio di quello che è l'intelligenza artificiale.
Quindi adesso avrò un paio di slide un po' più descrittive, però quando parliamo di intelligenza artificiale possiamo parlare della capacità di una macchina di imitare o simulare una capacità umane come l'apprendimento, il ragionamento e la percezione. Fino a qua è una descrizione molto generica e che in realtà comprende tantissime applicazioni che noi già applichiamo in campo. Pensate a tutta la sensoristica che magari avete in campo per i modelli di simulazione, i modelli di rischio, di indice di rischio per patologie fungine, oppure sistemi anche banalmente basati su regole che gestiscono impianti di irrigazione. Tutte queste cose che in realtà sono già in campo sono già intelligenza artificiale, perché come si diceva prima, l'intelligenza artificiale adesso è diventata un argomento molto caldo, ma in realtà sotto certi aspetti gli algoritmi più semplici sono in realtà applicati nella nostra vita di tutti i giorni e anche in campo da decenni. Questa definizione però è molto sbrigativa e semplice. Prendiamo in prestito quella della IAT e questo è ho dovuto inserire questo riferimento normativo. Perché? Perché spesso viene nominato perché è la prima azione legislativa a livello mondiale che va a regolamentare e a cercare di legiferare quella che è l'intelligenza artificiale. Quindi qua la definizione è ben più lunga e più complessa, quindi un sistema basato su macchine progettato per diversi livelli di autonomia. In poche parole, quello che fa l'IRAT è creare diverse classificazioni di intelligenza artificiale legate a livelli di rischio diversi. Ci sono applicazioni ad alto rischio che non possono essere sviluppate e applicazioni invece a un rischio più basso che possono essere sviluppate, che però sono legate a una serie di vincoli che da un certo punto di vista limitano quello che è lo sviluppo industriale. Quindi le aziende che sviluppano intelligenza artificiale dovranno garantire, ad esempio, sui sistemi ad alto rischio la supervisione umana, e se ci pensate a un algoritmo di intelligenza artificiale e può, ad esempio, guidare una macchina in campo, che per ora non esiste, però è un sistema ad alto rischio. E quindi se io devo garantire la supervisione di una macchina che si deve muovere in autonomia, non è più in autonomia. E poi ci sono anche dei vantaggi in questa legislazione. Il fatto che non è il mio, un SUV bianco da spostare. E ci sono anche dei vantaggi in questo IAT, ovvero il fatto che gli algoritmi che ci vengono proposti, che in parte sviluppiamo e che avremo sul mercato all'interno dell'Unione Europea avranno delle garanzie di qualità. Quindi il vantaggio ad aver avuto questa azione legislativa è che quello che avremo sul mercato europeo sarà un prodotto di qualità, un prodotto che è sicuro anche per gli utilizzatori anche in campo. Bene, arriviamo effettivamente in campo. Quali possono essere le applicazioni dell'intelligenza artificiale in agricoltura? Possono essere molteplici e, come vi dicevo, possiamo partire da modelli relativamente semplici fino ad arrivare a modelli molto complessi, che sono quelli in realtà che vi presenterò oggi con una serie di esempi di applicazione, che sono quelli più interessanti perché permettono a un dispositivo elettronico di simulare il comportamento dell'umano, dell'operatore in campo. Scusi, dottor Sozzi, e c'è qualcuno che ha parcheggiato nel parcheggio della palestra un SUV BMW bianco? Sì, perché sta andando via il gestore e la chiude. Ah, lo metta qua. Ecco, grazie. Scusate. Dicevamo che l'intelligenza artificiale può essere tante cose, può essere tanti algoritmi diversi, può essere algoritmi relativamente semplici. Da un certo punto di vista anche gli algoritmi che vengono utilizzati per gli indici di rischio, per le patologie fungine, sono già intelligenza artificiale e l'ulteriore sviluppo di questi modelli sarà sicuramente intelligenza artificiale. E il valore aggiunto che hanno queste tecnologie attualmente è quello appunto di poter
simulare il comportamento dell'umano in campo, nel nostro caso, in agricoltura. E cosa fa un umano in campo? Ad esempio, è capace di identificare delle caratteristiche in base a quello che vede. Okay? Quindi noi possiamo insegnare a un computer, ad esempio, e quindi a una telecamera, un dispositivo che posizioniamo in campo su una macchina che entra in campo, a identificare delle caratteristiche della vegetazione. Queste caratteristiche possono essere relativamente semplici. Questo è uno dei nostri primi lavori, cioè siamo andati a identificare, dare un modello per identificare i grappoli, quindi il numero di grappoli, e a qui poi si sono sviluppati altri filoni di ricerca che hanno permesso di sviluppare algoritmi che identificano anche la qualità o la massa del grappolo. E quindi quello che si può riuscire a fare è creare dei sistemi o previsionali sulla resa o di monitoraggio, o che possono anche andare a rilevare altre variabili che possiamo avere della vite. Un altro lavoro, questo è proprio dei grafici da lavoro scientifico, siamo andati ad allenare un modello in grado di andare a contare e a misurare il diametro dei ceppi della vite. Questo è un lavoro che abbiamo fatto con un progetto di ricerca in Spagna, vedete che il vigneto non è inerbito, e in questo modo noi riusciamo con una semplice telecamera a rilevare delle informazioni che altrimenti non saremmo riusciti a rilevare. E perché può essere interessante questo? Perché noi possiamo creare dei dispositivi dove sono appunto montati questi modelli, e questi modelli estraggono delle informazioni mentre la macchina ha in campo. Quindi io non mi sono presentato, ma mi occupo di meccanica e di meccanizzazione come il professor Gai, e quindi parto dal presupposto che dobbiamo andare in campo con una macchina, o in un altro modo potremmo anche andare in campo con un dispositivo mobile. E quindi più informazioni noi riusciamo a far estrarre a questi dispositivi, informazioni che sono lì, che però noi normalmente non estraiamo, più valore estraiamo. Queste informazioni qua ci possono essere utili per capire com'è lo sviluppo della vegetazione, qual è lo stress idrico, ad esempio, o qual è la variabilità. Quindi ci leghiamo a tutto quello che è l'agricoltura di precisione. Non parliamo solo di modelli di questo tipo, parliamo anche, ad esempio, di identificazione su fototrappole di insetti. Addirittura un'idea di ricerca è anche legata non solo all'identificazione e al conteggio degli insetti sulle trappole per poi capire i picchi di volo, ma è anche legato all'identificazione, ad esempio, di singole caratteristiche, quindi gli stadi giovanili oppure il genere. E tutte queste informazioni semplificano la vita dell'agricoltore, che non dovrà più andare in campo a monitorare le singole trappole. Vediamo un esempio in campo di una nostra sperimentazione. Questa è una sperimentazione che è stata portata avanti su finanziamento del consorzio Prosecco DOC, relativa all'identificazione della flavescenza dorata in campo. Precedentemente è stata nominata, insomma, sapete benissimo tutte le problematiche legate alla flavescenza e al fatto che l'unica gestione che possiamo fare è l'estirpo, e quindi andare ad eliminare le piante infette. Il problema qual è? Che il monitoraggio delle piante infette non è qualcosa di così semplice. È chiaro che l'operatore sa identificare le singole piante malate, ma l'azione di monitoraggio, dover entrare in campo a identificare le piante, poi segnare i ceppi, poi dover tornare sui ceppi segnati a tagliarli, porta via tempo all'agricoltore. E quindi l'idea è stata quella di utilizzare questi sistemi di identificazione di caratteristiche della vegetazione proprio per andare a identificare le foglie affette sintomatiche per la flavescenza dorata. Lo schema che vedete è il funzionamento di una
di una rete neurale, che è una di quelle parole che spesso di cui si sente parlare quando si parla di intelligenza artificiale. Una rete neurale, senza entrare troppo nel dettaglio, potete immaginarvela come una serie di passaggi logici in cui vengono dati una serie di dati di input in ingresso, quindi nel nostro caso specifico una serie di immagini con disegnate delle etichette intorno alle foglie con la flavescenza dorata, e poi gli viene dato anche un output, e l'output sono tutte le immagini ben etichettate. L'algoritmo di intelligenza artificiale cosa fa? Va a definire una funzione matematica che ci permette di ottenere questo output. Quindi, se mi permettete, l'intelligenza artificiale è anche controintuitiva da un certo punto di vista, perché funziona un po' al contrario del metodo scientifico. Cioè noi abbiamo un input e un output e gli chiediamo di creare un modello matematico, una funzione matematica che ci permette di ottenere l'output. Fino a questo punto noi eravamo abituati a immaginare un modello legato a un'idea, quindi noi facciamo un'ipotesi, facciamo delle sperimentazioni e verifichiamo che la nostra ipotesi, cioè la nostra funzione, sia validata in campo. Mentre invece in questo caso il ragionamento è al contrario. Quindi bisogna stare anche molto attenti, perché questo processo che è appunto al contrario può facilmente cadere in delle allucinazioni, perché il ragionamento che viene fatto è semplicemente probabilistico. Quindi se noi abbiamo dei dati etichettati male, ad esempio, quindi abbiamo foglie di vite con carenze nutrizionali, con altre fitopatie o altri problemi, e le etichettiamo male, lui imparerà male. Vediamo un attimo come abbiamo fatto questa sperimentazione. Abbiamo utilizzato una telecamera con 2 ottiche. L'idea di avere 2 ottiche è legata al fatto che ci permetteva di vedere una superficie più ampia della vegetazione, e abbiamo creato un dispositivo collegando questa telecamera a un GPS, quindi un dispositivo che ci dà la posizione, e a un sistema di calcolo. E questo è il primo prototipo, in cui c'è il sistema di calcolo, il segnale GPS che arriva, GNSS, insomma la posizione che arriva da l'antenna posizionata sul trattore, la stessa che possiamo avere per i sistemi di guida o per altre cose, la fotocamera e questo che è il cuore, cioè il processore dove corre questo modello che noi abbiamo precedentemente allenato. Questo è uno dei nostri primi campionamenti, quindi con tutto montato su un trattore, vedete, molto piccolo, con l'antenna e la telecamera posizionata lateralmente, che in questo caso specifico andava a vedere la singola parete. E che cosa vede questo sistema? Vede questo, quindi questo è un video del nostro tecnico, insomma, che fa rilievo. Questo è il risultato che otteniamo, quindi una serie di quadrati intorno alle singole foglie con flavescenza. In alcuni casi il sistema funziona bene e quindi ci permette effettivamente di vedere le piante infette, in altri casi c'è ancora da lavorare. Ad ogni modo l'idea è quella di permettere all'operatore di mappare in maniera automatica le piante infette da flavescenza, avendo come risultato direttamente la posizione e quindi non dovendo tornare in campo a segnare le piante, perché la pianta è automaticamente segnata. Questi sono i risultati che importante vedere che i puntini verde scuro e verde chiaro sono quelli corretti, cioè dove c'era malattia o dove non c'era, mentre invece i punti rosa o rosso scuro sono quelli dove ci sono stati dei problemi, o c'era malattia e non è stata vista, oppure è stata vista dove in realtà non c'era malattia. Ma è importante vedere che circa l'84-85% delle piante è stato classificato correttamente, quindi se non c'era non è stato visto, o se c'era è stato visto. Non è
una tecnologia pronta, è un qualcosa che mi auguro, ecco, che riusciremo a fornire nel prossimo futuro, però è un primo passo, è un qualcosa che forse vedrete in futuro. Bene, queste tecnologie però le abbiamo viste un po' singole applicazioni e tra l'altro specialmente legate all'analisi di immagine. L'analisi di immagine è qualcosa che è relativamente semplice da percepire quando si parla di intelligenza artificiale, perché è chiaro far identificare in un'immagine un singolo oggetto ed è chiara anche la complessità. Ma non è solo questo l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può essere anche un'analisi di dati puri, quindi modelli che ci permettono di avere previsioni meteo più accurate, oppure la quantità di nucleo primario che sverna su peronospora, o modelli su altre patologie. Tutti questi modelli però, che permettono anche di analizzare dati generici e non solo immagini, li abbiamo visti appunto in realtà un po' lontani dalla meccanica. Vediamo qualche applicazione invece legata alle macchine agricole. La prima che vi porto è quella un po' più bizzarra, che è una, tra virgolette, innovazione fatta da Valtra, questo produttore, che alla scorsa Agritecnica ha presentato questo sistema integrato all'interno del monitor del trattore, integrando un large language model, quindi ChatGPT o qualcos'altro, che permette di fare delle domande al monitor e in automatico vengono restituiti, ad esempio, le informazioni su come si muove il sedile, che spesso non è proprio intuitivo, oppure qualcosa di un pochettino più utile, in automatico fare delle analisi dei dati delle centraline del trattore. Quindi voi sapete che col 4.0 tutte le macchine sono connesse, ci sono un sacco di informazioni che vengono rilevate dalla macchina. Pensate ad esempio ai consumi. E noi possiamo manualmente estrarre i dati e fare delle analisi, in questo caso viene fatto in automatico. Questa che è una soluzione, diciamo, esotica e forse con poche applicazioni, ma c'è qualcosa con qualche applicazione in più. Ad esempio questa sempre da Agritecnica, che permette tramite lo smartphone di fare la fotografia il concime, e l'algoritmo di intelligenza artificiale permette di identificare in maniera automatica quello che è il concime, e quindi i parametri di taratura da inserire all'interno dello span di concime vengono subito forniti. Quindi al posto che scorra all'interno dell'applicazione a cercare la nitrofosca super, si fa una fotografia e esce. Quindi anche qua è un qualcosa di utile, ma non stiamo parlando ancora di una rivoluzione. Veniamo a qualcosa di, dico rivoluzionario, ma dico con qualche applicazione in campo reale in più. Questa è un'applicazione che abbiamo fatto noi, pubblicato recentemente, e i video che vedete in campo sono stati fatti 2 stati fa, in cui abbiamo allenato un algoritmo per andare a rilevare quella che è la massa della vegetazione. Quindi voi sapete che quando si sceglie la quantità di prodotto da distribuire, uno dei possibili ragionamenti è quello di valutare il volume della vegetazione, il volume della canopy. Questa cosa però si può fare a livello medio o una volta all'interno del campo, oppure lo possiamo far fare a un sistema informatico, in questo caso, che lo continua a fare in campo. E lo può fare con diverse tipologie di sensori. Ci sono già sul commercio, dopo vediamo, alcune applicazioni di questo tipo, ma in questo caso specifico noi abbiamo utilizzato una telecamera molto semplice, una telecamera come quella che c'è su uno smartphone, quindi anche un qualcosa di molto economico. E tutto questo sistema poi va a interagire con una macchina, che se vedete non è la macchina all'ultimo modello, non è una macchina a recupero, è la macchina che abbiamo noi in università, che è quello con cui però gestiamo la nostra azienda. Una macchina molto semplice, è un nebulizzatore, una macchina pneumatica,
e sono state montate 2 valvole PVM, quindi delle valvole che sono a intermittenza, diciamo così, e che ci permettono di cambiare la quantità di volume che stiamo distribuendo. Questo permette di ridurre il prodotto off target, quindi permette di gestire le fallanze, permette di ridurre leggermente o in base a quello che si sceglie la quantità di prodotto distribuito quando abbiamo poca vegetazione. Con questi sistemi, in base a quello che noi abbiamo misurato ma che è confermato anche da altre pubblicazioni, da altri lavori di altri ricercatori, è facile raggiungere la riduzione del 50% del quantitativo di prodotto. E questo a livello di ricerca, poi quello che poi bisogna fare per rispettare l'etichetta è un'altra cosa. Questi sistemi non sono sistemi che facciamo solo noi ricercatori, sono anche sistemi che ci sono già sul mercato. Avete visto che io non sono particolarmente timido, metto i nomi di tutti i produttori, di tutti. Questo è un kit di Tecnovic, che è un'azienda a Piacenza, che ha creato questo kit di retrofit che con un sensore commerciale di un'altra azienda e delle valvole PVM come quelle viste in precedenza, e poi anche dei deflettori sul ventilatore per ridurre e generare la cortata d'aria, ha sul mercato un kit che permette di rendere intelligenti anche delle macchine che non sarebbero orato variabile. In questo caso non è propriamente intelligenza artificiale come quella che abbiamo visto precedentemente, cioè una rete neurale, si tratta di sistemi relativamente più semplici, ma anche qua in parte intelligenza artificiale. Bene, una maggiore integrazione tra la macchina e l'intelligenza artificiale ci porta a un'automazione completa, quindi ai robot agricoli. E quindi iniziamo a vedere quali sono le operazioni più interessanti che possiamo automatizzare. La prima operazione che è stata automatizzata specialmente in vigneto è la gestione del sottochioma o dell'interfilare, quindi tutte quelle lavorazioni meccaniche che ci permettono di ridurre l'utilizzo di un diserbo chimico. Questo perché? Perché è un'operazione che è semplice, che può essere fatta a bassa velocità e che risolve un problema che è estremamente attenzionato a livello, che era, ma che tuttora è attenzionato a livello politico anche per questioni ambientali. E quindi abbiamo delle soluzioni, alcuni si sono visti anche qua, nel senso che Vitibot all'inizio adesso è del gruppo SDF, ma all'inizio è stato portato proprio qua in Italia da Rinaldin, e quindi macchine scavallanti elettriche in queste due, con degli attrezzi di lavoro tendenzialmente passivi, quindi degli attrezzi che facevano una lavorazione meccanica ma senza richiedere energia. Questo perché? Perché questo avrebbe ridotto l'autonomia. Un'alternativa un po' più recente invece con motore endotermico è questa macchina prodotta da Pellenc, cimbolata con attacco a 3 punti e presa di potenza, in maniera tale da poter collegare diverse macchine operatrici magari già presenti in azienda. Queste macchine sono macchine che, come dicevo, hanno una velocità massima non troppo alta e una velocità operativa che è abbastanza bassa, specialmente le scavallanti, e sono macchine che nella maggior parte dei casi sono elettriche, con un'autonomia intorno alle 8-10 ore. Il valore forse più interessante è la capacità di lavoro, quindi il fatto che possono lavorare dai 3 ai 5 ettari al gioco. Altro cantiere automatizzabile, questo ancora più interessante anche se legato a diverse criticità legate al distribuire un prodotto fitosanitario in completa autonomia, è appunto la difesa. E qui abbiamo anche qua parecchi esempi. È interessante sapere anche che ci sono 2 esempi che io qua non ho portato, ma uno è il progetto Rovitis, che è stato portato avanti dal CREA
e da Giorgio Pantano ancora anni fa, che quindi è un prototipo di macchina rotatrice autonoma made in Veneto, ma anche, se vi ricordate, qualche anno fa era sulla bocca di tutti il robot, quello con i raggi Z di Free Green Nature. E anche quello è un prodotto, è una macchina autonoma che è stata sviluppata qui. Perché? Perché è così attenzionata la difesa? Perché sapete benissimo la quantità di volte che bisogna entrare in campo e la quantità di parametri che è necessario considerare per fare un trattamento adeguato. Qua di nuovo qualche esempio, queste sono tutte macchine termiche, il primo è una macchina che in Italia non si è ancora vista, che adesso sta facendo delle prove nello Champagne. La seconda invece è una macchina che c'è in Italia, è una macchina italiana, quindi Agrelcobots è un'azienda italiana che ha qualche anno fa iniziato a sviluppare questa macchina e adesso è attualmente sul mercato e la potete trovare anche non troppo distante da qua, con un apparato di lavorazione pneumatico in questo caso, con anche serbatoio collegato posteriormente. Queste sono macchine che hanno generalmente una massa maggiore e in questo caso sono in grado di gestire una superficie maggiore perché non sono più macchine elettriche, sono macchine endotermiche. E quindi il problema dell'autonomia della batteria è più limitato o assente. E veniamo poi al cantiere più attenzionato in questo momento, cioè la potatura. Prima si è nominato appunto il robot per la potatura che è stato presentato a Pordenone, ma non è il primo esempio. L'interesse per automatizzare la potatura in realtà è abbastanza... bisogna andare là indietro nel tempo per trovare i primi esempi. Il primo esempio che ho trovato è questo, Vision Robotics, che è una macchina sviluppata in California. In questo caso non è completamente autonoma e, come nel secondo, è una macchina che è collegata al sollevatore anteriore, che è dotata di un braccio collaborativo, come quello che in realtà vedremo in tutti questi casi e che c'è anche sul robot di quello famoso, e con dei sistemi che vanno a identificare i punti di taglio, un po' come facciamo noi e fate voi quando andate a potare. Il secondo esempio è più recente, questo è Robotic Perception, questa è una foto presa a FIRA. La FIRA è il forum internazionale sulla robotica agricola che si tiene ogni anno a Tolosa, e poi c'è un'altra versione negli Stati Uniti, in cui vengono presentate sia risultati di progetti di ricerca spesso, ma anche soluzioni sul mercato. E anche in questo caso vedete che abbiamo un braccio robotico collaborativo che va a tagliare i taggi. E poi forse quello più interessante, che è il progetto Vinum del 2018, ma che è ancora in sviluppo e che sta diventando una start-up, che è sviluppato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, con, almeno in un primo momento, anche il supporto dei colleghi di viticoltura di Piacenza. E in questo caso, giusto due parole appunto su questo progetto Vinum, che questo è una di queste foto, abbiamo un braccio con delle cesoie e un sistema di visione che va a identificare le singole gemme, la posizione e quindi il punto di taglio. Queste macchine, un po' dai dati che sono stati resi pubblici e pubblicati, hanno delle velocità di avanzamento, velocità di lavoro estremamente limitate. Quindi parliamo anche di 3 minuti per il singolo ceppo e in condizioni assolutamente ottimali, il che significa riuscire a fare 1000-2000 metri al giorno, che è in realtà una buona produttività, ma dobbiamo pensare che queste macchine sono per ora utilizzate quasi solo in ambiente quasi controllato, poco di più del laboratorio. Due parole sulla gestione della potatura e perché è interessante automatizzare la potatura. Perché, sapete, il peso economico
che ha la potatura. Probabilmente se leggiamo il report di Confdifesa vediamo quanto pesa dal punto di vista economico e anche dal punto di vista orario. E quindi l'idea di riuscire a automatizzare la potatura ci salva da tutti quei problemi legati a trovare personale per potare, formare personale per potare e sperare che il personale che abbiamo trovato sia in regola e soprattutto sperare che l'anno dopo che abbiamo formato il personale si ripresenti in campo per continuare a potare. Come funzionano questi sistemi di potatura automatica? Tramite dei sistemi di percezione basati su intelligenza artificiale che non fanno altro che quello che abbiamo visto in precedenza, cioè prendono un'immagine che può essere un'immagine o RGB semplice oppure un po' più complessa o su tridimensionale e andare a classificare tutti gli elementi della vegetazione, un po' come quello che facciamo noi quando andiamo in campo. Quando si va in campo e si dice di potare, uno deve sapere che forma di allevamento sta potando e come vuole gestire la pianta, capire qual è il tralcio dell'anno, dove sono le gemme, quali sono le gemme, quante gemme è necessario lasciare e scegliere anche, se abbiamo 2 gemme, qual è la gemma migliore. E questo è il ragionamento che fanno questi robot, almeno quelli più avanzati. Quelli più avanzati fanno un ragionamento di questo tipo e che viene ottenuto tramite un algoritmo intelligenza artificiale che viene allenato a proprio fare questo. Ok? Quindi si prendono diverse migliaia di fotografie di piante e si vanno a inserire manualmente, tramite del personale formato, dei punti di taglio e più tutte le gemme, tutti gli elementi funzionali. E questo poi viene utilizzato per allenare queste reti neurali. Questo è quello che è la frontiera, o come vengono utilizzati questi sistemi. È altrettanto vero che noi potremmo anche avere sistemi che tagliano in base all'altezza. Quindi questo è come viene fatto in base alle ricerche pubblicate. Qua vedete questi codici sono ricerche pubblicate, in questo caso non sono mie, non sono di Padova, ma quello che fanno i ricercatori è appunto cercare di identificare queste cose. Potremmo anche non porci questi problemi e tagliare in base all'altezza, ma a questo punto io mi chiedo se forse una prepotatrice o una macchina normale forse non faccia lo stesso lavoro. Qual è il problema principale della robotica che abbiamo adesso in campo? È un problema legislativo. Legislativo legato alla possibilità di utilizzare queste macchine in autonomia senza supervisione. Quindi qua è un riferimento alla vecchia direttiva macchine, nuovo regolamento macchine, che sono norme tecniche che agiscono su tutto ciò che è una macchina, che però impediscono l'utilizzo di una macchina senza supervisione, quantomeno in campo aperto. E a partire da gennaio 2027, quindi l'anno prossimo, entrerà in vigore questo regolamento macchine che permette e prevede anche la figura di un supervisore remoto. Il problema è che le macchine che devono essere conformi a questa normativa iniziano a essere sul mercato adesso e non è neanche detto che siano effettivamente certificate. E questo significa che tutte le macchine che sono state precedentemente acquistate non sono conformi a questo regolamento e quindi non potranno mai essere utilizzate in autonomia. Questo è un racconto personale, perché noi in università abbiamo preso 2 robot e questi robot sono stati acquistati 2022-2024 e quindi non potremo mai utilizzarli senza supervisione. Per noi è un problema relativo, perché in università insomma si trova sempre qualcuno, al limite ci mettiamo un tesista a guardarlo, però un'azienda che deve fare un investimento forse dovrebbe valutare questa generale incertezza normativa. Per concludere, adesso giusto 2 ragionamenti su come scegliere l'acquisto di un robot agricolo. Il primo punto è appunto capire bene il contesto normativo e capire la propensione al rischio, ma poi anche fare dei ragionamenti puri di meccanizzazione.
cioè quanti ettari al giorno riesce a gestire questa macchina, quanti fermi macchina potrebbe avere, che superficie ho io e com'è il mio accorpamento aziendale. Quest'ultimo punto è fondamentale perché i robot in autonomia non possono muoversi da un appezzamento all'altro. Proviamo a immaginare un paio di cantieri, difesa e potatura. Questi numeri sono, penso, molto simili a quelli che troverete qua sul report di Condifesa. Quindi proviamo a fare un giudizio di convenienza tra questi due cantieri. E quindi per quanto riguarda la difesa, un cantiere a 15 trattamenti con una finestra di difesa di circa 48 ore, e per quanto riguarda la potatura invece facciamo il confronto col cantiere manuale, circa 100 ore a ettaro, però con un cantiere automatizzato dobbiamo pensare di avere almeno il 15% della nostra finestra temporale di fermi macchina, perché se fa molto molto freddo, se piove molto, o la macchina non può entrare o comunque è meglio che non entri per evitare danni al suolo. E quindi quello che possiamo ottenere con dei ragionamenti di questo tipo sono questi grafici a denti di sega. Perché sono a denti di sega? Perché qui vediamo la dimensione in ettari delle nostre aziende e il quanto possiamo spendere. E perché abbiamo questo comportamento a denti di sega? Perché passata una determinata superficie noi non riusciamo più a gestire quella superficie con un singolo robot e quindi dobbiamo acquistarne due. E quindi il nostro budget per rendere conveniente l'acquisto di un robot che poi si paghi in 5 anni crolla. E questo, il budget è più alto per la potatura, perché il costo della potatura incide di più a livello aziendale rispetto invece alla difesa. E perché dobbiamo rientrare in 5 anni, quando in realtà magari altre macchine pensiamo di fare un ammortamento più lungo? Perché i robot sono tecnologie nuove e quindi tra 5 anni quello che noi abbiamo acquistato molto probabilmente sarà obsoleto. E questo va considerato quando facciamo questa tipologia di ragionamenti. Per concludere, vi faccio vedere questa fotografia, quindi qualcosa di assolutamente futuristico, ma questa sapete che non è un'immagine fatta al computer, questo è un robot umanoide che è in sviluppo alla Fraunhofer Institute, che è un centro di ricerca tedesco, per fare diverse operazioni. E quindi forse noi dovremmo ragionare sul fatto che quando parliamo di robot autonomi per la viticoltura, specialmente per la potatura, non per forza dobbiamo immaginarci un braccio, una macchina scavallante o qualcosa. A un certo punto potremmo avere anche un operatore di plastica e acciaio che con le forbici va a potare come petiamo noi. Con questo vi ringrazio e insomma rimango a disposizione per il... Grazie mille, grazie dottor Sozzi. Prego professor Gai, attacca il suo computer. Allora faccio una piccola premessa su quello che presenterà il professore. No? Noi adesso parleremo di droni legati anche alla difesa fitosanitaria. Allora, prima Ottino ha fatto il discorso del strabico, però insomma non voglio entrare sulla riflessione che ha proposto lui, però insomma anche qui nel nostro piccolo in qualche modo siamo partiti da un qualcosa, e mi riferisco al famoso progetto Deriva, dove qua tra la regione Veneto, la VEPA eccetera siamo ben a conoscenza delle diverse azioni, che si andava a intervenire da una parte individuando dei sistemi per abbassamento della deriva per quanto riguarda i prodotti fitosanitari, i trattamenti fitosanitari, la funzione delle sieti, però anche sistemi nuovi che andavano a soppiantare l'utilizzo del mezzo aereo. Sapete che l'utilizzo del mezzo aereo, specialmente nella parte della denominazione più ripida, più eroica, è stato utilizzato fino, se non sbaglio, al 2015. Allora, ormai probabilmente era una tecnologia obsoleta, però anche Odino ha fatto tutti i conti anche per quanto riguarda quello che si parlava prima,
però era diventato anche antieconomico come sistema. Allora, negli anni abbiamo seguito un po' tutta l'evoluzione anche di questa tecnologia e adesso probabilmente siamo arrivati a un dunque, più o meno. Allora, questi droni potremo utilizzarli, come potremo utilizzarli, dove e su quale azioni, cioè sappiamo la funzione che abbiamo visto prima, sappiamo le funzioni per quanto riguarda l'individuazione di malattie, di carenze, eccetera, però per i trattamenti fitosanitari ci sarà una evoluzione anche su questo ambito o no? Allora adesso il professor Gai ci indicherà qualcosa. Bene, grazie mille. Innanzitutto grazie per l'invito a questo evento. So che altri miei colleghi mi hanno preceduto in questa sede, quindi è anche un piacere per me essere qui questa sera. Sì, riparliamo di trattamenti aerei, sembra che torniamo indietro, no? In realtà c'è aereo, come nella vita bisogna sempre fare dei distinguo. Ma iniziamo questo piccolo viaggio in questo mondo dei droni. Allora, il concetto di drone nasce, diciamo, verso l'inizio del 2000, ma in un contesto che è prettamente militare. Noi questa cosa qua non l'avevamo sentita particolarmente fin tanto che non sono scoppiate le ultime guerre, che abbiamo scoperto essere combattute in maggior parte con dispositivi di questo genere. Quando parliamo di droni immaginiamo i droni aerei, che è vero, rappresentano la maggior parte dei sistemi, ma sempre nell'ambito bellico abbiamo scoperto che esistono anche i droni terrestri, i droni anche navali e sottomarini. Quindi drone è un concetto generale di un qualcosa che non ha il conducente a bordo. Questa è l'idea. E appunto, come vi dicevo, nasce fortemente in ambito militare, inizialmente come sistema per il monitoraggio aereo, spionaggio, insomma questa cosa qua, e poi dopo diventa una vera e propria arma, come sappiamo. Quindi si passa, come è successo in agricoltura, da una fase in cui il drone viene utilizzato per raccogliere dei dati a invece uno strumento che fa delle azioni, per fortuna in agricoltura pacifiche. Cosa succede però? Che nel codice di navigazione aerea civile nel 2006, quindi immaginate sono una ventina d'anni fa, ma dal punto di vista tecnologico è proprio un'altra era, cosa succede? Che il codice di navigazione aerea pone nella stessa categoria, nella stessa classe, tutto ciò che sostanzialmente, tra virgolette, permettetemelo, vola. Quindi specifica anche non solo gli aeroplani col conducente, gli elicotteri, i deltaplani, tutte queste cose qua, ma anche i velivoli che sono senza conducente, quindi anche i droni. E ultimamente è anche stato specificato anche quelle collegati con un cavo, perché era stata individuata una via di fuga, quella di fare i droni collegati via cavo per poter dire che non fossero droni. No, non si scappa. Quindi anche quelli collegati da drone. Ed effettivamente, diciamo, negli anni che furono, questa cosa non era così sbagliata, perché quando io dico che tutto è velivolo, vuol dire soprattutto che condividono gli stessi spazi, in questo caso lo spazio aereo. Quindi se io devo fare una normativa sulla gestione dello spazio aereo, che sia un aereo di linea o sia un drone militare che comunque mi va a volare a 6.700 metri, a un'apertura alare, sappiamo che arrivano anche a 12 metri e così via, diciamo non è così diverso, ma comunque condividono lo stesso spazio. Questo concetto però oggigiorno stride con quello che è l'impiego dei droni come li conosciamo oggi, ma questo concetto del drone come lo conosciamo oggi è un oggi molto recente, nel senso che è una decina d'anni, non di più, che abbiamo visto lo sviluppo in tanti ambiti di droni su queste dimensioni, soprattutto non più simili aerei, cioè apparati a ala fissa, ma multicotteri, cioè sistemi che hanno più rotori che gli permettono di volare. E quindi anche in agricoltura, ma voi sapete che se guardate qualsiasi film o serie televisiva è utilizzato tantissimo in ambito cinematografico, è usato in protezione civile, è usato in tantissimi ambiti, ingegneria civile, architettura, restauro, e così via, ma anche in agricoltura si è sviluppato e poi si è sviluppato molto rapidamente. Da operazioni di monitoraggio si è passati a attività vere e proprie come la distribuzione di insetti antagonisti, la distribuzione di pollini, la distribuzione di biofertilizzanti, di fertilizzanti, di strumenti per il biocontrollo e così via, fino ad arrivare ovviamente anche al discorso dei trattamenti fitosanitari,
che è un'applicazione che viene abbastanza spontanea e naturale. E allo stesso tempo vi dico anche situazioni molto più particolari. Questa macchina qua è una macchina che è stata realizzata nell'azienda israeliana Tevel, che serve per la raccolta di frutta. Quei dispositivi che vedete sono comunque droni, stanno volando, sono oggigiorno equiparabili a aeromobili. Non ha nessun senso, ma vedete sono collegati con un cavo, ma volano e quindi sono comunque di questo tipo. Quindi anche quelli fanno parte della grande famiglia dei droni. Il drone, come vi dicevo, vede il suo grande sviluppo nell'ultima decina di anni. I due grandi colossi mondiali, quelli più grandi che sono cinesi, scusatemi, sono DJI e XAG, nascono intorno al 2015. Dal 2015 hanno uno sviluppo incredibile come unità realizzate e vendute, straordinario, ma è tutto molto molto recente. Noi siamo abituati a questo tipo di macchine, tant'è che tutti quelli che utilizzano droni in Italia e in Europa soprattutto, poi in Asia ovviamente, normalmente si rifanno su droni di queste marche o comunque che hanno questa struttura, vuol dire droni relativamente piccoli, vuol dire grosso modo sotto i 150 kg, sotto i 2,5 metri di dimensione generale. Però perché ci sono una serie di norme che ci portano lì. Per esempio la Cina ha messo delle regole per i quali è molto facile utilizzare questi droni dal punto di vista dei permessi, a patto che siano sotto i 150 kg. La ISO, quando ha definito la prima norma nel mondo droni, anche lì fissa la norma fino ai 150 kg, quindi per noi 150 kg è un po' una soglia. Nel resto del mondo però succedono le cose più particolari. Questo ad esempio è quanto succede in Brasile, ma lo stesso sta iniziando a succedere negli Stati Uniti, dove il drone assume tutt'altra dimensione, capite? E siamo proprio molto diversi al drone come lo immaginiamo noi, cioè delle macchine che arrivano come peso massimo al decollo sui 2000 kg, d'accordo? Quindi è un SUV che vola quella cosa lì con me. Gli Stati Uniti si stanno spostando verso questa realtà. Le ultime notizie danno che Trump ha vietato l'importazione dei droni cinesi per una serie di motivi, un motivo legato a tutta la parte commerciale innanzitutto, ma soprattutto da un punto di vista strategico. Un drone comunque è un oggetto che vola, che acquisisce dati, immagini, tutto, e Dio solo sa se non li trasmette da un'altra parte, non lo sapremo mai perché i software non sono certificati per quello che riguarda l'aviazione civile, e quindi tagliato la testa al toro, ha detto via, non li vogliamo più sul territorio statunitense, si sta sviluppando un'industria americana di droni, e ovviamente come vi fanno gli americani, come sanno far loro, cioè grandi, quindi si sta parlando di droni che viaggiano ad alta velocità, sono molto grandi e fanno trattamenti. Ovviamente lo scenario sul quale li fanno non è quello nostro europeo o italiano, di parcelle, di terreni, di appezzamenti piccoli, con tante cose attorno, strade, corsi d'acqua, scuole, case e così via, ma scenari in cui ci sono delle distese da trattare enormi, dove ha senso avere un drone molto grande che va avanti magari per 20-30 minuti senza cambiare la rotta, poi gira, torna indietro e fa un lavoro di questo genere. La differenza nostra col mercato asiatico: in Asia succede che la maggior parte del lavoro che fanno i droni sono trattamenti fitosanitari, pochissimo fanno per quel che riguarda il monitoraggio, il rilevamento di dati. Qua in Europa invece, per quella che è la nostra normativa che impedisce allo stato attuale i trattamenti fitosanitari, ci accontentiamo di fare telerilevamento con i droni e solo in piccolissime situazioni, rari casi, facciamo trattamenti fitosanitari, poi vedremo in quale situazione, d'accordo? Però cosa vuol dire? Che noi un domani da qua diventeremo così, dove questa particella qua a poco diventa tutta questa cosa qua grande, quindi c'è da aspettarsi che ci sarà un grandissimo sviluppo, come c'è già stato in altre parti del mondo, soprattutto in Asia. Se lo fanno è perché sono contenti, cioè nel senso che c'è un vantaggio economico, pratico, tecnico per farlo, quindi che noi ancora in parte dobbiamo scoprire e adattare al nostro tipo di agricoltura. Qua vi dico alcune cose, ma che sapete meglio di me, perché c'è tanto interesse adesso nell'utilizzo del drone. Prima di tutto il drone vola, quindi non calpesta il terreno. Se io negli appezzamenti devo fare tanti trattamenti, evito di entrare col trattore un sacco di volte, quindi riduco completamente il terreno. Ma va molto bene tutte le
le situazioni in cui non posso entrare perché, ad esempio, ho avuto delle forti precipitazioni. Queste foto, diciamo, estreme sono quelle dell'alluvione dell'Emilia-Romagna, dove la Regione Emilia-Romagna aveva fatto richiesta al Ministero della Salute di poter entrare quei droni, perché non si poteva fare diversamente e purtroppo la legge non ha consentito. Ovviamente c'è un discorso importante di sicurezza, perché in tutti quei posti dove devo andare con irrorazione fatta o con la spalleggiata o con le lance, chiaramente l'operatore è esposto tantissimo ai prodotti. Col drone no, mi tolgo, sono proprio da un'altra parte, cioè sono a potenziale rischio di contaminazione zero, come sono a rischio fisico di incidente, ribaltamento e quant'altro di nuovo zero, non sono seduto sulla macchina. E quindi questo diventa molto molto interessante. Allora, più la vostra situazione è difficile, più l'utilizzo dei droni diventa interessante. Dicevamo stasera, se io sono che in un posto, per esempio faccio viticoltura di pianura, in cui entro agevolmente con la mia macchina irroratrice, probabilmente il drone non mi serve. Perché? Perché il drone comunque introduce delle complessità gestionali che non si pagano, d'accordo? Quindi se io entro con la macchina, faccio prima con la macchina che non eventualmente col drone, ma non appena il mio vigneto diventa in pendenza, diventa magari che non è che con l'interfila che non è carrabile, cose del genere, capite che allora guadagno tantissimo da quel punto di vista. Perciò il drone non va visto come la soluzione a tutti i mali del mondo, ma deve essere visto in maniera oculata. Per certe situazioni può essere un grandissimo beneficio, può essere in altre un qualcosa da abbinare in maniera strategica alla macchina convenzionale, in altri casi no. Perché dico può esserci una situazione di mezzo? Perché effettivamente vedremo che il tipo di copertura che è in grado di dare un drone è diverso da quello di una macchina convenzionale e forse in tutte le situazioni da cui entrare anche la macchina convenzionale si potrebbe arrivare a un compromesso dove dico l'80% lo faccio col drone e il 20% lo faccio con la macchina convenzionale. Per esempio l'area grappoli la fascia bassa del vignolo me la riesce a trattare meglio una macchina convenzionale. Però se io riesco a fare 80 eventi, capite che riduco di molto il compattamento del terreno perché entro solo più il 20% delle volte con la macchina convenzionale. Spot spraying, questo perché? Perché ci sono delle situazioni in cui io ho delle limitazioni sull'utilizzo del prodotto, del fitofarmaco, per esempio sugli insetticidi. In Piemonte siamo già soggetti, perché è arrivata sostanzialmente da Malpensa in aereo, lo sapete, la popiglia japonica, questo insetto fitofago. Allora la legge mi impone un numero di trattamenti limitati all'anno, d'accordo? Allora se io però devo andare a contrastare questo insetto che si sposta, no? Magari i miei 2 trattamenti all'anno che posso fare li spendo e poi la terza volta mi arriva l'insetto e non lo posso più fare. Allora una direzione verso la quale si vuole andare è di dire, e con questo noi abbiamo fatto sperimentazione ottenendo la deroga dal Ministero della Salute, dire io utilizzo la stessa quantità di prodotto che avrei utilizzato per fare 2 trattamenti diciamo massivi, ma li vado a gestire in maniera molto localizzata. Allora aumento il numero di trattamenti, da 2 diventano di più, ma non do più dappertutto, vado a dare solo esattamente dove individuo l'insetto. E in questa maniera qua. Qual è però lo strumento migliore per fare questo lavoro? Non posso pensare di andare col trattore avanti e indietro 1000 volte per trovare gli spot da trattare. Il drone non calpesta, si sposta da un posto all'altro in maniera molto rapida, può farmi dei trattamenti molto localizzati. E quindi questo è un altro scenario che si apre. Capite? È qualcosa a cui non eravamo abituati, che non sapremmo fare adesso, altrimenti se non con questo strumento. Un po' di fisica del sistema, macchina convenzionale, lo conoscete benissimo, con degli gelli vado a polverizzare il mio prodotto, a renderlo in gocce molto fini, c'è un flusso d'aria importante che fa da vettore e mi trasporta il prodotto contro la chioma, in più questo flusso d'aria mi muove le foglie e mi permette anche la penetrazione all'interno della chioma. Il drone è diverso, prima di tutto deve poter volare. Per volare cosa fa? Questi rotori generano un flusso d'aria verso il basso, che vuol dire un campo di pressione e un campo di velocità. Bene? Queste 2 cose combinate creano una forza verso il basso che per reazione mi fa volare il mio sistema. Allora io non ho più un flusso d'aria, non riesco a creare un flusso d'aria diciamo orizzontale, l'unica mia possibilità che è quella di sfruttare un flusso d'aria che è già verticale, che in realtà faccio già giusto per garantirmi il volo. Allora in tutte le mie situazioni cosa farò? Cercherò di mettere degli ugelli che stanno sotto il piano dei rotori in modo da sfruttare questa
flusso d'aria discendente. E da questo punto di vista il guadagno è doppio. Primo perché sono, come in questo caso, incanalato in un flusso d'aria, solo che scende, ma secondo c'è anche la forza di gravità che mi spinge verso il basso. Quindi sfruttiamo anche quella. Terza cosa è che questi flussi d'aria, in realtà vedete che mantengono una certa forma, una certa dimensione, come se fossero una sorta di cono. Se io rimango, che questo cono, non vado troppo in alto, che sennò questo cono man mano si apre, ma rimango abbastanza vicino al bersaglio, questo cono rimane contenuto. Ma rimanere contenuto vuol dire che le gocce che io spruzzo in questo cono rimangono lì dentro e vanno poco fuori. Allora questo mi ricorda subito una cosa, che è la deriva. Se io riesco a fare in modo che distribuisco il prodotto qua e lo faccio rimanere nell'ambito di questa zona d'aria con forte pressione e velocità, automaticamente sarà più facile andare a bersaglio e non andare a disperdere il prodotto in giro. E questo è quello che succede. Questa è una prova che hanno fatto gli svizzeri di Agroscope, vedete, hanno messo qua sopra un fumogeno, vedete come i rotori in realtà proprio vi richiamano, tirano dentro questo fumo colorato, vi fanno vedere come effettivamente lo proiettano verso il basso. A questo io devo poi combinare un movimento d'avanzamento e quando vado avanti si somma il flusso d'aria che scende col vento relativo, il vento apparente che è dato dal movimento. E quindi questo flusso non sarà più esattamente verticale verso il basso, ma acquisisce un'inclinazione che dipende dalla velocità d'avanzamento. Bene? Quindi se io vado non troppo veloce, cosa succede? Che comunque questi flussi aerodinamici rimangono abbastanza contenuti. Se io viaggio veloce, vedete che poi si disperdono, si creano delle turbolenze. Le turbolenze non mi piacciono. Perché? Perché sono quelle che mi portano poi il prodotto in deriva. Allora vedete qua, queste sono le prove che facevamo inizialmente anni fa, quando andavamo a distribuire la tartrazina gialla, giusto per vedere anche che cosa succede. Vedete esattamente questo comportamento che qua abbiamo simulato, come si vede in realtà. Vi sto dicendo questo perché questo ci farà poi capire quali sono i criteri e le regole da adottare quando andremo in campo a trattare, per ottenere dei buoni trattamenti. Quindi velocità e altezza saranno due parametri fondamentali. Qua abbiamo fatto alcuni esperimenti sempre con tartrazina, con ugelli air inclusion, quindi antideriva, e ugelli tradizionali, andando a 1 metro al secondo, 5 metri al secondo, 1 metro 5. Vedete che il caso più sfortunato è quello di usare quindi ugelli non antideriva, quindi con gocce più fini, andando molto veloci. Si va proprio a generare questa zona di turbolenza di cui vi parlavo prima. Mentre se io viaggio relativamente lento e soprattutto con ugelli antideriva, quindi con gocce più grandi, vedete che riesco abbastanza a mantenere ben confinato il prodotto. In questo caso vedete che il tracciante giallo, il colore giallo che ho messo nell'acqua che distribuisco, mi fa proprio vedere bene che cosa succede. È bello vederlo qui perché poi quando invece distribuirò magari un prodotto fitosanitario con acqua non vedo più niente, insomma non lo vedo più per contrasto come in questo caso. Quindi, ragionando su un'applicazione aerea di un prodotto fitosanitario con drone, quali sono le caratteristiche? Lavorerò necessariamente con basse portate, quindi lavorerò con un prodotto che è più concentrato e quindi a basso volume. Perché basso volume? Perché non posso portarmi dietro 300 litri di prodotto, ne porterò comunque sia qualche decina per volta di litri di prodotto che sarà necessariamente più concentrato. Ovviamente questa è la situazione che conosciamo in maniera molto più dettagliata, lavorando con una macchina aeroratrice di qualsiasi tipo, comunque lavoriamo con un volume molto più alto, quindi con un prodotto più diluito, bagni di più, va bene, un'elevata portata e con un ventonone che genera il flusso d'aria, mentre noi utilizziamo quello delle eliche. Bene, c'è stato uno sviluppo molto rapido nei droni, sono diventati molto stabili nel volo, seguono in automatico i profili delle nostre chiome, riescono a volare a distanza limitata, quindi fare dei voli radianti sotto le nostre. Richiedono anche un po' di attenzione a chi gestisce per esempio il vigneto, che non devo avere dei tralci che partono, no, in maniera incontrollata, devo un po' cimare perché sennò se c'è un tralcio quello potrebbe essere l'ostacolo al drone. In realtà non è un ostacolo al drone perché il drone ha dei radar che quando hanno il tralcio si alza, ma se io sto facendo un trattamento fitosanitario cosa succede? Che mi esce di traiettoria per colpa del tralcio, quindi dovrò avere poi che piccola accortezza.
Nuovi ugelli rocattivi sono usciti negli ultimi 2 anni, siamo già alla seconda generazione, sono un'invenzione molto intelligente che mi permette di generare delle gocce su un ampio spettro di dimensione, potendo controllare questo. Quindi usciamo dal concetto classico della macchina eroratrice che lavora con circuito impressione, qua non lavoriamo in pressione, ma la nebulizzazione, diciamo la creazione delle gocce è data da un disco che gira ad elevata velocità e per forza centrifuga le crea. Bene. Questo è un po' quello che succede sui droni. Adesso parliamo di 2 cose. Uno, vorrei farvi un veloce quadro di quello che è normativo, soprattutto non per dirvi che non si può fare, perché l'ho già detto, ma darci qualche speranza in modo che poi nei mesi che seguiranno seguiamo la vicenda perché dobbiamo farci trovare pronti. Quindi una parte normativa e poi vorrei invece dirvi qual è stata la nostra esperienza in questi anni di sperimentazione, insomma per dire come funziona, quali sono i consigli che possiamo dare oggi di utilizzo e anche se quali sono i risultati, diciamo, in termini di efficacia, di copertura e così via. Prima di tutto la legge, allora risaliamo alla famosa direttiva 2009/128/CE che ha come all'articolo 13 un lapidario, l'irrogazione aerea è vietata, appunto. E quindi non è che ci possiamo girare tanto intorno, ci giriamo un po' intorno su quello che segue che dice sì, però se sei in una situazione dove non puoi fare di meglio perché non ci sono altri strumenti che ti permettono di fare quello, lo puoi utilizzare, ma è molto difficile dimostrare che non lo puoi fare in altra maniera, no? Perché piuttosto vai con una spalleggiata e vai a trovare un posto neanche con la spalleggiata vai e non c'è il vigneto, ecco diciamo. E l'altra situazione è quella legata alla sperimentazione che però non vuol dire faccio tutti i trattamenti e guardo come vanno, no, sperimentazione vuol dire fatta con un certo protocollo, in un certo modo, seriamente e così via. E quindi qua eravamo fermi. Quindi se io dico si possono utilizzare droni aerei per dare la risposta è no, punto. Né senza né, senza se, senza ma. Oggi. Però, cosa succede? Ci possono essere delle deroghe che metteva la legge, quindi i vari stati europei sono andati ciascuno a cercarsi un piccolo dominio di possibilità andando a ricamare attorno alle deroghe. Le deroghe sono per sperimentazione e particolari condizioni. E qua sopra ogni Stato europeo ha cercato di creare sul proprio spazio, compresa l'Italia ovviamente. Allora l'Italia ha avviato dal 2024 in maniera strutturata, in realtà noi avevamo fatto le sperimentazioni prima perché non c'era ancora questa cultura, vi dico sono argomenti molto molto recenti, quindi il primo regolamento che dice come si fa la sperimentazione ha tirato fuori il Ministero della Salute novembre 2024, poco più di un anno fa. Tira fuori questo regolamento molto completo, direi fatto bene, ha un unico problema che è piuttosto impegnativo, no? È come quando partite da zero per provare una cosa, valutate qualsiasi aspetto di quella cosa, quindi è impegnativo, difficile, no? Infatti in Italia con l'autorizzazione 2024, cioè l'autorizzazione per la stagione agricola 2025, ci sono state una dozzina di autorizzazioni in tutta Italia, non più di tante. Attenzione che la stampa però subito si è lasciata prendere dall'entusiasmo e io ho isolato un po' di articoli, ma ne faccio solo vedere uno, non dico chi l'ha scritto perché si dice il peccato del peccatore, però trattamenti fitosanitari con droni finalmente possibili, novità dal Ministero della Salute, attenzione, sperimentazione possibile e la nota del Ministero, quel decreto diceva solo da parte di enti di ricerca, servizi fitosanitari regionali, in seguito hanno aperto i centri di saggio, ok? Però vuol dire che questo non è che uno che all'azienda dice mi metto a fare sperimentazione, no. C'è enti di ricerca, servizi fitosanitari regionali, centri di saggio. Quindi non lasciamoci trasportare troppo dall'entusiasmo, però qualcosa si può fare. Per chi lo può fare, quindi queste 3 categorie di persone, che cosa bisogna comunque fare? Beh, ci sono 2 mondi che devono sempre convivere. Uno è l'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, e dall'altra parte il Ministero della Salute. L'ENAC perché? Perché avete un oggetto che vola e quindi è un aeromobile e quindi bisogna interfacciarsi con chi gestisce il traffico aereo. E dall'altra parte il Ministero della Salute perché state lavorando su dei prodotti fitosanitari. Quindi ci sono 2 percorsi che dovete attraversare, non facili, perché uno vede dei requisiti per quelli che riguardano il pilota, che si materializzano poi tutta una serie di brevetti, il brevetto per le comunicazioni aeronautiche, l'abilitazione alla categoria special, dangerous food, patentina fitosanitaria, quello almeno, del panel, per riuscire a fare questa roba qua.
tutta una parte dei documenti relativi al drone che dovete utilizzare, non banale, e finalmente siete a posto dal punto di vista ENAP-OK. Dall'altra parte la richiesta al Ministero, il dossier che dovete presentare di candidatura per fare la sperimentazione ha tutta una serie di cose che dovete descrivere e che dovrete fare, quindi protocollo delle prove, metodi di campionamento, deriva, deposito per dilatare efficacia biologica, prodotti usati nelle precedenti, piano di difesa previsto, parametri operativi, confronto attrezzatura convenzionale e testimone, ovviamente. Una volta che avete messo tutto insieme, allora cosa succede? Finalmente potete quasi partire, ma ogni volta che decollate dovete dare, con almeno 3 giorni di preavviso, comunicazione all'ENA, all'AS e al Ministro della Salute, con PEC, che farete quel giorno una missione di trattamento. 3 giorni prima capite, vi vedo sorridere perché chiaramente uno dice già solo il problema del meteo non è così facile da gestire, però questo è. Alla fine poi dovete chiedere anche la deroga di distruzione dei prodotti per evitare la distruzione dei prodotti. Non so, abbiamo fatto tante prove in vigneto, chiaramente le uve non è che volevamo poi buttare via tutto, quindi facevamo anche lì analisi chimiche di laboratorio per valutare che i residui fossero sotto la soglia prevista e poi chiedere la deroga alla distruzione. Insomma, è un bel lavoro tutto insieme per poter fare questa sperimentazione. Bene. Cosa bolle in pentola? Questo è stato il 2025, per dirvi, poi dopo vi dirò come è andata a finire. Guardiamo avanti, però sta cosa qua è di grande interesse in Italia e in Europa, ci sono intere categorie di agricoltori che lo stanno chiedendo con grande intensità, con grande forza, perciò il mondo politico ha iniziato a muoversi. Perciò nel 2025 esce il decreto, quello che si chiama semplificazioni, che viene approvato il 18 dicembre, teniamo a mente questa data, 18 dicembre, in cui c'è anche un capitoletto che riguarda i droni. Non introduce grandissime cose, però rafforza il concetto che si deve fare sperimentazione, dice che bisogna fare sperimentazione per 3 anni e deroga al Ministero della Salute il produrre entro 3 mesi, 90 giorni, il nuovo regolamento per la sperimentazione. Quindi noi adesso dove ci troviamo? Che dal 18 gennaio, 18 febbraio, 18 marzo. Noi siamo qua a metà di questo periodo e stiamo attendendo il decreto attuativo del Ministero che ci dirà cosa e come si farà la sperimentazione. Bene? Quindi siamo qua. Voi mi direte, c'è una grande novità? No, perché sperimentazione prima facevamo, prima, dopo faremo. Potevano fare di più? Secondo me no, perché la legge europea dice non puoi solo in caso di sperimentazione. Allora è stato fatto questo intervento. Però vi dico, meglio di niente, perché questo ha rafforzato il fatto che c'è interesse a fare questa cosa qua. Bene, e questa è, quindi vedete che questo articolo famoso che è uscito il 18 dicembre dice in deroga alla norma vigente e in via sperimentale per 3 anni. Quindi proprio c'è questo concetto della deroga per sfuggire alla normativa europea. Poi ci sono i 90 giorni che vi ho evidenziato sopra. L'altra cosa che non si è ancora capita, questa qua, bene, perché hanno messo sto comma che dice i servizi fitosanitari regionali competenti per il territorio montano monitorano i risultati della sperimentazione e vigilano sul rispetto delle condizioni stabilite. Questo è un po' difficile, nel senso che voi sapete che i servizi regionali non fanno vigilanza, lo fa l'ASL e quindi questo non si è ancora capito bene come andrà a finire, nel senso che i servizi fitosanitari regionali normalmente fanno un'altra cosa, non fanno la vigilanza. Tant'è che noi, per quello che è il regolamento attuale, quando scendiamo in campo a chi la mandiamo la comunicazione? All'ENAC per l'aviazione civile, all'ASL e al Ministero che è il titolare della sperimentazione. Comunque questo si vedrà. Parallelamente, e siamo al 3, quando era la data? 14 agosto, no, non questo, scusate, questa è uscita a metà ottobre, mi sembra il 13 ottobre, esce una proposta di legge, scusatemi, che è questa, scusate, eccola qua, a cura, aspetta, sono andato avanti troppo, no, ecco questa qua, a cura di 2 senatori che sono i senatori Centinaio e Bergesio, che praticamente si colloca in parallelo, però questa è solo una proposta di legge, ma ha qualcosa di più, è il fatto che dice si può trattare, non sperimentare, trattare, ma solo sui terreni con pendenza superiore al 20%. Allora qua, in questa sala ci interessa molto di più, perché non è più sperimentare, tratto, quindi chi sarà che tratta? I titolari, che potranno trattare i titolari delle aziende agricole, gli agricoltori, ok?
È una proposta di legge, potrebbe passare. Questo è interessante, sì, è molto interessante. Adesso i tempi non li conosco, però è un'altra apertura. Vi ho detto all'inizio, ci sono due strade, una è la sperimentazione, l'altra è dire che sono in luoghi difficili, e loro il luogo difficile hanno messo con superiore al 20% di Federers. Benissimo, è un buon inizio. Non sono contenti quelli del Pisio, perché le risaie è un altro ambito dove i droni sarebbero utilissimi per non dover entrare in campo, che è sempre un disastro. Quindi, però se gli dici il 20%, chiaramente non sono tanto contenti. C'è ancora l'ultimo passaggio, sto qua recentissimo, qua siamo a fine dicembre, che sapete che si sta discutendo molto sull'Omnibus, che è un documento europeo che va a modificare e emendare tutta una serie di leggi in ambito agricolo, quindi c'è tutta la parte sul biocontrollo, sui biofarmaci, agrofarmaci e cose del genere, c'è anche un pezzo che riguarda i droni. E questa proposta di modifica della famosa direttiva 98/58/EC, che cosa dice? Andiamo a creare una nuova famiglia di velivoli che non è più l'aeromobile, ma se sono senza conducente diventano, li chiama Unmanned Aircraft System, UAS, sarebbero i nostri droni. Allora, per quelli gli Stati membri della Comunità Europea possono derogare il fatto di trattamenti fitosanitari. Che vuol dire? Con l'elicottero no, con l'aeroplano no, ma il drone potrà. Perché? Perché il drone non c'è il conducente a bordo e quindi è un'altra cosa. Bene, questa è stata l'idea che hanno messo per uscire di questo impaccio. Questa cosa sarebbe interessante perché magari anche con l'ENAC ci aiuta a risolvere un po' di problemi, perché a quel punto non è più un aeromobile, è un'altra cosa. Abbiamo creato una famiglia nuova apposta. E poi finalmente spetterà a chi definire i criteri, ovviamente non al singolo ministero perché è una cosa europea, quindi l'equivalente del Ministero della Salute a livello europeo, EFSA. D'accordo? Quindi l'EFSA dovrà fare questa parte qua interessante. Cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Un po' di sperimentazione. Siamo partiti nel 2017 con dei progetti di rilevanza nazionale, poi siamo passati su altri progetti. Vi dico solo su Nodes siamo su Vite, poi vi farò vedere, interessanti Dante 1, Dante 2 e Dante 3, che sono quelli su Popiglia Japonica, sullo spraying, come vi dicevo, puntuale. Quindi alcuni, quelli che vedete con la bomboletta verde, sono stati fatti in bianco, quindi con traccianti alimentari, quindi senza prodotto fitosanitario. Questi sono stati fatti con prodotto fitosanitario. Questo era un momento in cui non c'era ancora il regolamento del Ministero della Salute. Da qua arriva il regolamento del Ministero della Salute. 1, 2, 3 e 4 sono le 4 autorizzazioni che abbiamo ottenuto nel 2025 per poter procedere. Quindi l'anno scorso, cioè quest'estate, la stagione agricola, abbiamo fatto 4 progetti con entità diverse. Questo con l'Università Cattolica, questo solo noi, questo con il Politecnico, Regione Piemonte, Servizio Fitosanitario, e questo con Agrofarma direttamente, finanziato da Agrofarma e con Profagricoltura. 4 progetti quasi tutti su vite, qualcosa già su mais. Mi direte perché il mais? Perché il mais quando è alto è assolutamente interessante, perché per la piralide fino a un certo punto entro ancora coi trampoli, dopo non entro neanche più coi trampoli, quindi col drone riesco a passare sopra quando ho il mais che è alto 3 metri. Bene? E la vite invece sappiamo perché, non devo dirvelo. Però tutta una serie di progetti su malattie fungine, gli altri 2 su insetti patogeni. In un caso la Popiglia japonica, che in realtà è un insetto fitofago, e in questo caso invece la piraglie del mais. Giusto 2 parole per collocare i progetti dove abbiamo fatto, non ve li descriverò tutti e 4, ecco vi dico questo, vi do qualche risultato in generale, più qualitativo che quantitativo, pescherò dai diversi progetti, vi do giusto un'idea però come sono stati fatti e dove. In questo caso qua, quando vedete il marchio Nodes, è stato sviluppato nella Alta Valdossola, e vedete il trattato convenzionale veniva trattato in quella maniera come l'ERITS, il trattamento su drone è quello che vedete qua a sinistra. Questi signori erano contentissimi, hanno pianto quando siamo andati via perché effettivamente loro avevano grandissima praticità legata al drone. Cioè il drone ha delle potenzialità notevoli per cambiare la qualità, diciamo anche della vita, no? Della persona che deve andare in piena estate in questa maniera, ma qua conoscete tutto e io lo dico.
Fare quella sperimentazione vuol dire fare prima delle prove di deriva con tracciante, quindi non prodotto, ma col prodotto fitosanitario vuol dire fare i rilievi fuori dal campo, i rilievi dentro il campo e i rilievi a terra. E dentro la coltura vuol dire fare più campionamenti ad altezze diverse, a profondità diverse all'interno della chioma. Bene? Per darvi un'idea, questa è la zona che abbiamo trattato, ci sono lì in mezzo il testimone trattato da drone e trattato con la macchina spalleggiata. Allora, è divertente perché si vede da qua qual era il testimone. Il testimone è questo. Guardate che differenza c'è rispetto a tutto il resto in termini di vigoria. Non abbiamo bisogno di calcolare degli indici particolari, si vede a occhio. Se ci andavate a piedi si vedeva proprio il testimone e la differenza di vigoria che aveva rispetto a tutto il resto del vigneto. E lì in mezzo invece poi ci stanno anche le altre due zone, quella trattata con drone e la zona convenzionale, assolutamente indistinguibile di stagione. D'accordo? Ovviamente noi abbiamo fatto tutta la stagione, quando facevamo i trattamenti con metodo convenzionale, lo stesso giorno facevamo quelli con drone, stesso principio attivo, stesso prodotto in parallelo, d'accordo? Ma vi farò vedere dopo. Altro progetto, questo, perché vi faccio vedere anche questo progetto, perché è una cosa particolare. Qua non usavamo un drone convenzionale, Plasipo DJI che hanno tutti, ma provavamo delle tecniche diverse di trattamento, o per traverso, in questa maniera, quindi in direzione perpendicolare alle file del vigneto, oppure, come vedete sulla destra, lungo il vigneto, cioè volando sopra il vigneto. D'accordo? È molto diverso come principio, così io a priori non avrei saputo dire quale dei due potesse andare meglio. Perché? Perché quando voi volate in questa maniera, se vi ricordate la scia che lascia dietro, praticamente va a accarezzare anche la parete laterale. Però va più prodotto per terra. Invece se noi voliamo in questa maniera, abbiamo dei coni molto stretti, riusciamo a limitare quella che è il prodotto accaduto a terra. Quindi vedete qua è una situazione in cui vogliamo con un drone che abbiamo realizzato a partire da un drone matrice 600 modificato, abbiamo fatto noi la parte di spray, vogliamo esattamente dritti sopra la chioma con degli ugelli che abbiamo fatto fare apposta a 30 gradi di chiusura rispetto a quelli convenzionali a 60. Con quella cosa lì, volando basso, capite che andiamo a investire esattamente la chioma, la parte superiore della chioma, e lì lo vedete dal flusso d'aria, dal passaggio, siamo quasi completamente concentrati sopra la chioma. Bene? Qua vabbè c'è l'elenco di tutti i trattamenti che abbiamo fatto con drone. Anche in questo caso rilievi dentro, fuori il vigneto, per terra, diverse posizioni all'interno della testa. Una riflessione. Allora, se io penso quando vado con una macchina convenzionale, potremmo fare un gioco e dire quante diverse macchine conoscete per fare i trattamenti fitosanitari? Ne abbiamo sviluppati di tutti i tipi, d'accordo? Perché? Perché ognuna aveva un qualcosa che doveva essere adatta, migliore per quel particolare contesto. Quindi la scavallante è meglio di un'altra ancora e così via. No? Quindi stesso principio di questo prodotto, ho inventato tanti strumenti e qua sono solo per piante arboree, frutteto, vigneto, ma se io vado ancora a pensare la distribuzione di prodotti su colture in pieno campo, addirittura ne invento ancora delle altre di macchine. Con i droni com'è la situazione? 1. Questi. Guardate il paradosso. 20 tipi di macchine diverse? 1. E devo farmelo piacere. Questo deve funzionare dal riso in Cina al mais, alla vite, ai fruttetti, qualsiasi cosa. No? Sembra un po' un paradosso. Lì che sto qua va sempre bene? No, non va sempre bene. Sono due cose da dire. La prima che magari dovrò cercare io di farla funzionare bene se sono sulla vite in pianura, se sono sulla vite in collina, con pendenza, se sono su risaia o così via. Seconda cosa, magari un domani bisognerà passare da uno strumento valido per qualsiasi cosa a una personalizzazione per tipologia di coltura. E su quello in futuro spero lavoreremo, perché abbiamo avviato una collaborazione con DJI per cercare di sviluppare dei droni che siano più funzionali al nostro tipo di agricoltura. Vi ho detto c'è solo un drone, io qua ho messo DJI che è una delle due marche, perdonatemi se non c'è l'altra marca, ma è lo stesso discorso. L'unica cosa che c'è di diverso che trovate sul mercato è la dimensione. 25, 50, 100, già vi dà l'idea della progressione, 58 kg al decollo, 92 kg, 175 kg al decollo. Qua non è che più grande è, più bello è, d'accordo? Non è così.
così come sappiamo bene non è per il trattore. Il trattore più grande aumenta il compattamento, aumenta il consumo, aumenta tutta una serie di cose. Ogni trattore deve essere preso per l'operazione che devo fare. Lo stesso discorso del drone. Uno potrebbe essere affascinato dal fatto che se qua io ho 175 al decollo vuol dire che ho circa 85 litri di prodotto fitosanitario e dico che bello, ho una maggiore autonomia, ci metto meno tempo. Non è vero. Attenzione, cioè è vero sì, però attenzione, c'è un altro problema sotto, che se questo deve sostenersi in volo, dovrà generare un flusso d'aria molto intenso rispetto a questo, giusto? Allora bisogna ragionare su un tipo di coltura che avete, perché il rischio è che quel flusso d'aria vi danneggia addirittura la coltura. Immaginate quando un elicottero a terra, no? Il disastro che fa per terra per effetto della sua pressione. Allora, noi non è che vogliamo poi con la nostra coltura che strappa via le foglie, come se fosse una defogliatrice pneumatica, giusto? Allora, cosa succede? Che necessariamente questo drone dovrà volare più alto rispetto alla superficie della coltura, mentre gli altri potranno volare più a contatto con la coltura. E quindi qual è il rischio? Che un drone più grande va a generarmi maggiore deriva. Se io sto volando sopra un campo di mais, perché sto facendo il trattamento piralide molto grande, può starci, perché io volo alto, genero un po' di deriva, ma da qualche parte va sempre sul mio campo. Non finisce sulla strada del vicino, non finisce e così via. Se io invece sono su una coltura, piccolo pezzamento, una coltura tridimensionale, quindi non in pieno campo ma una coltura arborea tipicamente, il consiglio è volare basso, cioè di mantenere la distanza dalla chioma più piccola possibile, riduco la deriva, riduco lo spreco di prodotto, sono molto più efficace anche in una cosa. Perché se io do un prodotto sistemico tanto quanto, ma se io do un prodotto a contatto devo farlo penetrare. Se io sono tanto alto, magari non riesco a farlo penetrare bene. Se io viaggio vicino, come vi faccio vedere prima, avete visto come muovevano le foglie? È lo stesso principio di una macchina aeroratrice che vi passa in tunnel. Quindi attenzione, già il primo parametro sarà che cosa compro. Scelta del tipo di drone. Altezza di volo, dimensione goccia e velocità di alzamento, fanno tutto quello. Fanno il risultato. Vi faccio vedere un esempio. Ecco, per esempio, gli svizzeri che sono avanti rispetto a noi perché non sono europei, lo sapete, gli svizzeri sono extracomunitari, quindi loro del nostro regolamento europeo, quello lì è vietato, l'hanno cancellata quella riga, loro trattano da anni. Che cosa hanno fatto? Si sono dati delle regole. Perciò non hanno fissato che dici guarda l'altezza di volo deve essere 2 metri, la goccia deve essere grande così, ma hanno detto comunque più alto di 6 metri mai, più alto di 30 metri quando ti trasporti mai, velocità massima del vento 3 metri al secondo, velocità massima d'avanzamento 7 metri al secondo, cioè hanno fissato dei limiti in modo che uno non possa fare dei disastri. D'accordo? Vi faccio vedere un esempio tra le varie misure che abbiamo fatto. Deriva. Abbiamo fatto 2 casi diversi. Il primo caso, che è quello rosso, che è quello peggiore, 5 metri dal suolo, gocce da 50 micrometri. Quindi goccia piccola, 5 metri dal suolo. Contate, eravamo su una vigna che aveva già 2 metri e mezzo d'altezza, più o meno 2 metri, 2 metri e mezzo, quindi eravamo 3 metri sopra la chioma. Questo è l'effetto deriva che si genera. Invece il caso migliore cosa ho fatto? Ho volato 3 metri dal suolo, quindi 1 metro e mezzo, 1 metro e mezzo dalla chioma con gocce più grandi. Guardate che deriva ho fatto, molto più bassa. Vedete come già solo questo piccolo parametro, dimensione goccia e altezza dalla chioma mi cambia la deriva. La deriva è tutto prodotto buttato via, sono soldi buttati nel campo del vicino. Ok? Oltre che il problema ambientale. Copertura. La macchina aeroratrice convenzionale normalmente copre molto di più il drone, chiaro? Prima di tutto bagna molto di più perché andiamo ad alto volume, qua siamo a basso volume. E poi qua abbiamo fatto delle prove con macchina, un airblast sprayer rispetto a quello che distribuisce il drone, con ugelli convenzionali o a chiusone d'aria. Quindi la copertura è minore. Però quando vi dico copertura, attenzione, fate sempre un ragionamento, stiamo lavorando col drone a basso volume, quindi la concentrazione è più alta del prodotto. Quindi c'è ancora quello però che ci aiuta, ne arriva di meno ma più concentrato, quindi la dose potrebbe essere più alta. Questo è il mass balance, cioè convenzionale, antideriva, atomizzatore, come si distribuisce quello verde e quanto va a bersaglio, la parte gialla per vita terra e poi la parte viola è fuori pacella.
Allora, come lavora l'androne? Beh, prima di tutto piove dall'alto, no? Quindi la parte che sarà più colpita dal trattamento sarà sicuramente la parte alta, ma se io volo basso, lo scuotimento farà sì che parte del prodotto raggiunga anche le parti più basse, raggiungo anche le parti più basse. Quindi questo è già positivo. Conta a questo punto molto anche per le perdite a terra, quanto è sviluppata la chioma. Se io sono all'inizio della stagione fenologica, cosa succede? Ho poche foglie, quello che cade, ce n'è di più che cade per terra, che cade sotto e che cade per terra, perché le foglie intercettano di meno cadendo dall'alto. Infatti vedete che c'è differenza tra qui e qui, dove siamo 57-85 come fase fenologica, d'accordo? Quindi quando la coltura ha una chioma più sviluppata e tutto, arrivo con le perdite a terra perché vengono intercettate meglio. Questo per esempio è invece il caso per vita al suolo, parcella trattata, fuori dalla parcella, con la spalleggiata o col drone aereo. Ovviamente la spalleggiata ha un vantaggio, che c'è un uomo che guarda dove va, non è che uno con la spalleggiata va così per aria, ma normalmente muove puntando, quindi chiaramente le perdite a terra della spalleggiata riescono a essere minori, però in tante situazioni non siamo così male col drone, anzi in certe situazioni arriviamo fino a ribaltare il CARSM. Comunque siamo su valori che sono compatibili e basta. Questa figura invece vi dà l'idea di quanto, in questo caso stavamo distribuendo del rame, quanto rame viene a depositarsi sulla chioma nel caso di atomizzatore arancione o di drone. Vedete cosa succede? Qua siamo quando c'è poca chioma, qua quando c'è tanta chioma, e quello che vediamo è che l'atomizzatore ne dà meno sulla parte alta e ne dà di più sulla parte bassa della chioma. Il drone lavora esattamente al contrario, ne dà di più in alto e di meno in basso, chiaro, ovvio. Vedete che però quando la chioma si sviluppa, siamo più avanti come stadio fenologico, in certi casi il drone supera la macchina convenzionale. Perché? Perché arriva dall'alto e riesce a coprire meglio la chioma e quindi vince. Poi di meno ovviamente sulle parti basse. C'è un caso in cui questa veloce aiuta tantissimo, per esempio la popiglia japonica, vi ricordate l'insetto? L'insetto per sua abitudine inizia a mangiare dall'alto, quindi quando voi l'avvertite che c'è in campo, lui è normalmente nella parte superiore e quindi se voi trattate con un drone viene meglio perché lo bagnate di più che non con un atomizzatore. Quindi per esempio un caso in cui questa cosa ci torna molto utile. Efficacia. Perché poi alla fine è l'efficacia che ci interessa, dice mi protegge. Quello che è stata la nostra esperienza è che sì, abbiamo una copertura, una efficacia che è paragonabile a quella della macchina aeroratrice convenzionale, in quasi tutti i casi. Cosa mi dice questo? Però voi avete visto che c'è una copertura minore, adesso non ve lo faccio vedere qui, ma in certi casi la macchina aeroratrice copre di più, ma siamo fino in sovracopertura rispetto. Quindi il drone sta più basso come copertura, ma ha una concentrazione più elevata di principio attivo e nella maggior parte dei casi è sufficiente per garantirmi l'efficacia biologica. Vedete in questo caso abbiamo non trattato antideriva atomizzatore, sono abbastanza simili questi e sono inferiori al... Questo è stato un esperimento, in questo caso avevamo poca attacchi di peronoscora, quindi vedete severità molto bassa. Questo è un'altra sperimentazione in un altro luogo, e questa è quella che vi ho fatto vedere in montagna. In questo caso noi in montagna eravamo in pianura sull'elettrice atomizzatore, vedete i droni atomizzatore che sono la arancione e la blu sono praticamente sovrapposte, questo è il testimone. Sicurezza operatore, sono arrivato alla fine. Sicurezza operatore, beh qua è immediato, l'operatore non sta sulla scena, sta fuori dalla scena, quindi non verrà mai interessato dal prodotto, non lo respira, non ne viene a contatto, sta in posizione discosta, in linea di vista, se sono in montagna a monte, che vede la scena e la osserva semplicemente. Quindi la contaminazione dell'operatore è potenzialmente zero. Qua c'è un po' di contaminazione, attenzione che questa è una scala logaritmica, quindi questo qua non è lineare. Quindi siamo nella peggiore delle ipotesi in questa sperimentazione 61 volte minori che no una cosa. Dov'è che si è sporcato quel signore? Si è sporcato perché poi è entrato in campo per vedere come era andato e quindi si è contaminato con l'erba, le foglie. Se no non vi contaminate, questa è una cosa straordinaria, d'accordo?
che si porta a casa come risultato. Conclusione. In questo momento ci sono pochi dati. Io qua ve ne ho presentati pochi, un po' in disordine. Abbiamo quasi finito di presentare le relazioni al Ministero della Salute, perché ovviamente le vuole tutte quante, sono molto ricche e penso a breve poi faremo sia degli interventi pubblici che poi delle pubblicazioni dove ci saranno tutti i risultati ben organizzati. Però c'è carenza di dati in questo momento, anche perché è da poco che si fa questa sperimentazione, quindi per noi 2 stagioni agricole, la maggior parte delle persone 1 stagione agricola che è stata il 25. Non ci sono protocolli particolari standardizzati anche su queste prove, si stanno utilizzando gli stessi metodi che si usavano per le macchine oratrici convenzionali. Però è chiaro che dovremmo poi mettere a punto delle modalità specifiche per questo. Stiamo arrivando a capirci di più su come funziona. Io alcune cose ho voluto dirvi anche stasera, no? Alcuni accorgimenti, come si deve fare, ma non ci sono linee guida. Avete visto gli svizzeri che trattano da 5-6 anni, dicono solo stai più basso di 6 metri. È un po' poco da questo punto di vista. Prodotti autorizzati per l'irrorazione aerea? Cioè a questo momento qua, quando facciamo le prove, ci lasciano usare gli stessi prodotti che sono autorizzati normalmente. Ma che va bene, cioè se rimane studiato anche bene. Perché dico va bene? Perché se io faccio le cose fatte bene, capite che sto viaggiando a 1 metro, 1 metro e mezzo dalla chioma. Cioè non posso dire una distribuzione aerea, sono tanto così dalla chioma. Cioè se la mia interfila è larga, la macchina irroratrice normalmente butta ancora più alto di quello che è, solo che lo butta via non in caduta, ma lo butta via che parte per la tangente. Se la macchina è mal tarata, no, abbiamo 1000 foto dove si vede questa cosa qua. Quindi è così tanto sbagliato dire che potrebbero essere addirittura gli stessi prodotti? Forse no. Però questo dovrà dirlo, se passa la modifica all'Omnibus, l'EFSA. L'EFSA dovrà dire se sono gli stessi o devono essere modificati in qualche maniera, per esempio con l'aggiunta di qualche coadiuvante piuttosto che altra cosa. Standard ISO, c'è pochissima roba ancora, ce n'è uno in circolazione, ma è ancora poco. Per le macchine irroratrici sappiamo che ci sono già 1000 standard per la taratura, per tutto il resto, quindi tutto questo deve essere vario. Doppia regolamentazione, non peggio che mai, se devo fare tutto il percorso sull'aviazione civile, poi tutto il percorso sulla parte fitofarmaco, non si esce. Cioè, noi lo possiamo fare, ci abbiamo speso comunque tanta fatica e soldi, ma è impensabile che un agricoltore un domani si metta a dover gestire tutto quello che riguarda l'ENAC, tutto quello che riguarda. Quindi anche lì si dovrà arrivare a condensare in un unico luogo, in un'unica autorizzazione, la possibilità di fare questi trattamenti. Morale, funzionano? Io direi sì, ma anche in questo caso dovremmo poi fissare dei criteri, delle linee guida che portino anche l'agricoltore che vuole utilizzare questa cosa a farlo bene. Bene vuol dire, prima di tutto, avere i vigneti, nel nostro caso i vigneti, che siano protetti, per non arrivare a fine stagione che non ha funzionato, e secondo, farlo in maniera efficiente e anche in maniera rispettosa per l'ambiente e tutto ciò che ci sta attorno. Attenzione che fare dei disastri, un attimo, questa è una foto di un drone che era indubbiamente mal gestito, perciò vedete che i flussi di prodotto venivano ripresi dai rotori, quindi con delle turbolenze ingestibili. Questa è una macchina per creare deriva. Con questo io mi fermo, se avete delle domande ovviamente sono assolutamente interessato a risponderli. Questo è il nostro gruppo che ringrazia, questi sono i miei coautori, ma sono le persone con cui lavoriamo più a stretto giro su questa materia qua. Spesso ci vedete in giro, Fabrizio Giovelli per esempio era a Verona la scorsa settimana mentre io ero in Belgio, ma queste sono le persone, e Paolo Marucco è già venuto qua tra l'altro, quindi anche lo conoscete, e quindi questi siamo noi. Vi ringrazio. Grazie. Apriamo le domande se non siete stanchi. Spunti ce ne sono parecchi. Beh, allora Adesso posso rompere il ghiaccio che mi hai fatto venire un'idea, no? Allora, il drone distribuisce bene dall'alto verso il basso, ok. I nostri vigneti sono sistemati in verticale perché abbiamo sempre pensato di trattarli in orizzontale, parlo della cosa. Se noi rovesciassimo il vigneto in funzione del drone, traduco,
anziché, no, ritocchino, anziché fare un sivò, un capovolto, eccetera, facessimo un tendone. Potrebbe lavorare meglio, sempre che sia compatibile, diciamo, poi con la tecnologia adatta alla collina. Chiaro il concetto? Potrebbe essere. Però è una di quelle classiche cose in cui bisognerebbe provarla, perché non è un qualcosa su cui abbiamo uno storico, abbiamo delle esperienze così forti da poter dire sì, anzi quello è sicuramente, in molti mi hanno chiesto ma il tendone? Uno sarebbe portato a dire certo, perché una bella superficie è più facile da trattare che E non... abbiamo uno strato, diciamo, Esatto. molto corto, 1 metro su un filare, abbiamo una parete che in verticale È difficile da raggiungere, certo. da provare. Potenzialmente sì, però da dire di sì bisogna, no, siamo abituati che bisogna le cose per provarle, quindi, però potrebbe essere, sicuro. Beh, basterebbe andare in Trentino nel Veronese, dove i assolutamente. sistemi ci sono già e quindi capire Assolutamente. se la copertura è migliore. Beh, ma lasciamo... Non fate i timidi, dai. Ecco qua. Con gli atomizzatori abbiamo problemi di derive, però in questo caso abbiamo problemi di inquinamento puntiforme, perché poi passa l'ARPAV, ci sono comunque continui controlli anche qui. In questo caso è sufficiente la spalliera e la regolazione degli ugelli o ugelli appositi per ridurre, o ci potrebbero essere strategie diverse. Allora, il primo problema, come vi dicevo prima, che la struttura del drone, che sia poi da 50 kg, 100, 150, avete visto è identica, no? È solo un fattore di scala. Questo qua nasce normalmente per fare una passata, come se fosse un pittore che dipinge, no? Quindi questo potrebbe essere un problema per noi, perché fa una passata che non so, sono tipo 2,5 metri. È chiaro che quando vedete che ci sono dei residui a terra, delle cadute a terra che sono più grandi, è chiaro che questo qua, passando dall'alto così, dà, diciamo, in egual misura sopra la chioma e nella parte di interfila. E questo è uno dei problemi che abbiamo segnalato anche a DJI, dicendo guarda che noi non siamo nel caso di colture di pieno campo dove questa cosa va bene, dove è tutto coperto, quindi qualcosa di diverso si dovrà fare e quindi speriamo adesso però è sempre come dire, come le auto elettriche, ci vanno prima le colonnine o le auto elettriche, chi è che chiama dei due? Qua è lo stesso discorso, fin tanto che non c'è un'autorizzazione, anche le aziende, le industrie non sono così pronte a investire e dire adesso facciamo un drone che funzioni bene per delle colture come il vigneto e il frutteto, perché se non c'è un mercato non investo. Nel momento in cui potessi iniziare a fare trattamenti, vuol dire anche raccogliere tanta esperienza, tanti dati, magari sviluppo una macchina che sia più precisa. Avete visto, noi abbiamo lavorato con dei droni però fatti in casa, per poter lavorare, che avevamo gli ugelli non messi in maniera trasversale, ma longitudinale sulla chioma, li avete visti prima volta? È un'idea, per esempio, quella, bisognerà vedere se può essere sviluppata. Allo stato attuale i risultati che abbiamo ottenuto sono comunque con macchine che prevedono di lavorare su un'ampiezza di lavoro tipo 2 metri, 2,5 metri nella maniera più omogenea possibile. Tant'è che tra le tante prove che abbiamo fatto per il Ministero anche lo SWOT, cioè vedere come è omogeneo la qualità di prodotto che viene distribuita, come fosse una barra aeroratrice per dire. Ed effettivamente loro hanno lavorato per far quello, per far sì che fosse il più omogeneo possibile, ma noi non è che va così bene, perché una parte va necessariamente a terra e l'abbiamo vista, che è più alta di quella che si darebbe invece con una spalleggiata o comunque con una macchina aeroratrice. Poi migliora quando, avete visto, lo stadio fenologico va avanti, migliora, perché? Perché la chioma diventa un ombrello per certi versi, no? E quindi protegge il suolo dalla caduta. Però si può fare di meglio, siamo sicuramente all'inizio da questo punto di vista. Continuo. Allora, abbiamo visto la titubanza da parte del politico, cioè di colui che deve decidere. Cioè, abbiamo visto anche sia a livello nazionale, cioè mettiamo sempre piccole cose, però c'è il territorio di operatori hanno un'esigenza, noi lo vediamo qui perché dopo, come si discuteva anche prima, la nostra caratteristica, cioè l'immagine che ha
la nostra viticoltura è quella legata alla viticoltura eroica, alle colline eroiche. Allora, come vediamo, il legislatore va a piccoli passi, però noi abbiamo di fronte uno dei più grossi esperti che è lei su questo settore. Se lei fosse il politico di turno, cosa Ma io perché non vediamo sono... che tutto sommato la tecnologia, insomma, mostra potenzialità, giusto? Certo. Allora, io però una cosa, io non sono d'accordo sul fatto che il politico sia timido e il fatto che, bisogna vedere qual è il politico nazionale non ha grandi spazi di manovra, perché lo Stato membro non può fare grosse cose, perché c'è la normativa sopra che lo impedisce. E vi ho detto, ci sono solo due strade, la sperimentazione e il caso particolare, e tutte e due le strade si stanno percorrendo. È una situazione dove non c'è nessuno che frena, tutti spingono, ma è bloccato da sopra, no? Tra virgolette. C'era stato un tentativo di sblocco, ma era stato il famoso modifica al Green Deal che era poi stata bocciata, che tutto, cioè era in un pacchetto così grande che è stato bocciato il pacchetto grande e anche questo pezzettino che era quello dei droni è finito nel nulla. Adesso si prova a livello europeo a passare attraverso l'omnibus ed è quella la strada. E io non vedo grossi problemi perché da dire proprio chi è che è contrario tanto a questa cosa qua, non è che ci siano dei politici così fortemente contrari, ecco, da questo punto di vista, però deve passare. E quindi però di nuovo nell'omnibus ci sono tante cose, quindi probabilmente l'altra settimana ero a Bruxelles, ne ho parlato con il responsabile col DG della salute e mi diceva sì, fosse solo sto pezzettino magari in poco tempo il Parlamento europeo lo affronta e lo smarca, però siccome in questo pacchetto ci sono altre cose che sono invece molto più impattanti, cioè più di dibattito, probabilmente c'è il rischio che ci metta del tempo ad andare. Però oggigiorno io sono abbastanza positivo sul fatto che tutti quanti stanno guardando nella stessa direzione, quindi stanno cercando, ognuno come può, sta cercando di dire va fatto, e l'hanno fatto col 1000 proroghe, col decreto semplificazioni, un'altra parte, nel limite di quello che purtroppo è, perché c'è niente da fare, deve essere risolto dall'alto, se no non si risolve. E quindi quello è il primo passaggio. Sul fatto che comunque la sperimentazione fosse piuttosto complicata al Ministero della Salute, io mi medesimo anche nel fatto che è un qualcosa di completamente nuovo. Cioè, quindi i primi anni, i primi passaggi chiaramente richiedono una sperimentazione che è pesante. Adesso quello che si spera è che magari 1 anno, 2 anni, poi si mettano a fattor comune tutte le sperimentazioni e magari alcuni aspetti li si vada a smarcare. Magari si prenda anche l'esperienza di altri paesi, non solo la Svizzera. Che cosa ha elaborato in questi 6 anni, 7 anni che trattano? Portiamolo a casa come esperienza, no? Tipo quel grafico che vi ho fatto vedere, quella figura svizzera. Beh, ha delle cose molto intelligenti. Il fatto che inizio a dirti non andare troppo veloce, perché avete visto voi cosa succede se vado veloce, no? Che lo deriva. Quindi iniziamo a dire vai piano, vai basso, vai questo, vai quello, e già conteniamo di molto il rischio. Quindi acquisiamo l'esperienza esterna, acquisiamo l'esperienza che facciamo noi, cerchiamo di andare veloci. Ecco. Poi noi siamo iperprudenziali, giustamente, però bisogna andare avanti. Adesso vi dico, vedremo che cosa succede entro il 18 marzo. Quale sarà la posizione? Se una posizione di particolare apertura, dove si ha una semplificazione su alcune parti, oppure se... È chiaro che secondo me se semplifico devo già però mettere dei criteri. Cioè quando noi abbiamo fatto la sperimentazione nel 25, siamo noi che abbiamo fatto un'analisi del rischio e siamo noi che abbiamo messo i parametri con i quali volevamo lavorare. Loro poi li hanno approvati, il Ministero. Però è che il Ministero ci ha detto prova, vediamo cosa succede, no? Adesso dopo il primo anno magari potrebbe essere che ci riduce un po' l'analisi del rischio come profondità, perché ci fissa già delle cose lui, no? Per esempio ci dice, come ha detto Giustizia, 6 sotto i 7 metri, sotto i 6 metri, per dire semplifico l'analisi del rischio, perché è già qualcun altro che mi dice non più alto di 6 metri, per esempio, e così via. Cioè questo dovrebbe essere l'andare. E poi secondo me il punto chiave, ma la comunità europea l'ha recepito al 100%, è il fatto che un drone non è un aereo, insomma questa cosa qua è banale. Quindi si doveva arrivare lì e dire è un'altra cosa per il quale definiamo delle regole specifiche per quella cosa lì, basta col dire che... Cioè voi capite che tutto sto pasticcio dal parte ENAC per non poter portare un prodotto fitosanitario a bordo di un drone che ne portate 5 litri, no? 10 litri, 20 litri,
sta nel fatto che il prodotto fitosanitario sull'etichetta c'ha il marchio del prodotto, normalmente prodotto infiammabile e prodotto esplosivo. Ok? Allora, ciascuno di noi è chiaro che non può salire su un aeroplano con una tanica da 2 litri di un prodotto esplosivo, perché quello sono le regole dell'aviazione civile, te lo impediscono, ma siccome quello è un aereo, non puoi portare il letto sul drone con i 2 litri di... Perciò quando l'ENAC fa tutto quel discorso sul prodotto fitosanitario non è perché teme un inquinamento puntuale, teme che possa essere esplosivo o infiammabile, quindi come per un aeromobile quella roba lì. Anche lì quella cosa dobbiamo smarcarla, anche perché avete visto prima c'era una foto dove purtroppo c'era un cadavere di quella macchina che era rimbalzata, c'erano botte, magari c'era detto 300 litri di prodotto, se quello si sversa faccia un inquinamento da 300 litri. Un drone siamo 10, è vero che è più concentrato, ma il rapporto non tiene comunque, non ci stiamo comunque come rischio che può generarsi. No, effettivamente c'è l'esigenza di andare... Però comunque si nota che c'è una certa fluidità sulle cose, insomma, tra l'aspetto normativo e l'aspetto tecnico, insomma. E poi, come diceva lei, l'aspetto degli svizzeri, cioè copiamo almeno teniamo in considerazione quello che fanno gli altri. Assolutamente. Qua non abbiamo parlato di una cosa, dire chi li fa poi questi trattamenti, no? Sarà poi l'agricoltore? Eh sì, aspetta, l'altra roba è il PAN, Piano d'Azione Nazionale, che comunque è ancora fermo al 2014, forse anche per fortuna. Perché... Sono nate delle aziende che hanno acquistato droni, quindi per fare contoterzismo con droni per fare trattamenti fitosanitari, sperando che magari questa situazione si risolvesse rapidamente. Poi ho visto che non si risolveva, il drone l'avevano comprato, cioè qualcosa bisogna inventarsi. Ci sono aziende che sono andate a lavorare in Svizzera, cioè stanno facendo i contoterzisti in Svizzera. A Chiasso, per esempio, una per tutte lavora a Chiasso, che è proprio, però da lì in poi lavora soggetto alla Svizzera, no? Qui siamo in questa situazione qua, i transfrontalieri dei drone, no? Sono diventati. L'evoluzione del contoterzismo, anche qua. Sì, allora quello è un modello per esempio di business, cioè io come contoterzista tecnologico di questo mi prendo il carico di tutta la rogna burocratica, ENAC, non ENAC, questo, quello, quell'altro, sono pronto, mi chiami, io vengo a fare il trattamento e così stanno facendo in Svizzera. Perché noi siamo stati su, abbiamo parlato anche con dei viticoltori che contentissimi, dici guarda non devo preoccuparmi di niente, chiamo il servizio, mi fanno i trattamenti quando voglio, come voglio, con drone, ho dei buoni risultati, sono contento, non devo più arrampicarmi io con la tuta e tutto su per le cose, ma nello stesso tempo non devo neanche preoccuparmi del drone, le batterie, una cosa e l'altra, me lo fanno loro. Poi da un punto di vista di business non lo so, nel senso che questi sono viticoltori svizzeri, quindi, però dico, quella è una possibilità. E so che ci sono diverse aziende che anche in Piemonte che hanno iniziato questa avventura di diventare contoterzisti con drone. Adesso si arrabattano con biostimolanti, cose del genere, che invece si possono distribuire perché non sono prodotti fitosanitari. Intanto fanno esperienza. Però che politico capisca che se il malato vuole gli si poi usa lì. Certo. Assolutamente. Poi non è che uno dice mi avanzano 12.000 euro lo compro, 15.000 euro lo compro e poi nel giardino di casa parto e lo faccio. Cioè anche lì ci va un'esperienza, no? Che penso che nessuno abbia senza aver iniziato fatto. Cioè non è che l'aspetto della formazione. Sì, e chi fa la formazione? Cioè, è tutta una macchina che deve partire, anche quando ci sarà la bandierina verde, insomma. Dottor Sozzi, allora, prima abbiamo visto, perché sicuramente qua c'è l'interesse sulla potatrice. Allora, forse mi sono perso io. Qual era la forma di allevamento e se anche lì l'evoluzione porterà a accelerare i tempi, perché 2000 metri quadrati al giorno diventa difficile, insomma. Allora, le macchine che avete visto, quelle che vi ho fatto vedere, facevano potatura densamente su cordone speronato, perché è relativamente semplice. Identificare il punto di taglio è quasi sempre lo stesso punto, è una questione di scelta del numero di gemme e posizione. Tutte quelle forme di allevamento in cui invece bisogna andare a scegliere il tralcio di che finire canto e lungo, quindi guio silvo piegare, anche quelle sono quelle più complesse e anche quelle dove sembra che forse avremo una macchina che riuscirà a farlo, e vediamo.
perché poi lì il problema è anche della piegatura, senza evitare di lanciare il tralcio, è un altro paio di maniche, ecco, complessità, questo è il gioco. Io poco l'ultima dopo esperienze per i coni in tre, perché possono visitare sto non hanno la nostra legislazione. Allora, quello che in Israele ha visto è una macchina per la raccolta della frutta. Quindi diciamo che anche qua da noi si sta sperimentando questa macchina perché questa azienda qua ha creato una filiale diciamo europea che fortunatamente è a Torino e quindi la stiamo testando nel comparto frutticolo saluzzese diciamo. Quindi e lì si va col fatto che gola al massimo 2 metri, non sono stati fatti per Messiena che tutto si va, anche se sappiamo che sarebbe comunque un drone. Però con questo principio qua no, non c'è grosso problema. L'azienda sta andando avanti, è nata come una start-up, poi è entrata dentro Kubota e ha portato una serie di soldi, poi è scoppiata la guerra tra Israele e questo ha rallentato tantissimo tutti i processi e quell'azienda ha rischiato di andare in fallimento, poi ultimamente è entrato un gruppo finanziario americano, ha riportato denaro, quindi stanno andando avanti con la sperimentazione. Non tanto gli israeliani ma quanto gli europei, quindi la parte di Tevel Europe, diciamo così, che ha sede in Torino, è lei che sta facendo le sperimentazioni in giro per il mondo, quindi alternano le stagioni frutticole andando a Sud America, Nuova Zelanda e Australia con invece l'Europa sostanzialmente. Quindi stanno andando avanti, adesso la macchina che hanno con 6 droni svolge il lavoro più o meno di 3 persone. L'obiettivo però è di arrivare a 5-6 per poter essere pronti per il mercato. Quindi quella cosa lì sta andando in questa maniera. Sul discorso dei trattamenti fitosanitari in Israele non ho assolutamente idea, tantomeno notizie, non è tanto il momento, perché non penso sia tra le priorità. Invece il discorso Stati Uniti, vi ho detto l'ultimissima cosa, ma di un mese fa abbiamo appreso che c'è questa novità qua. Lì, da quello che ne abbiamo capito, perché non abbiamo proprio riferimenti precisi, c'è una situazione, diciamo, tipica americana, un po' di deregulation in generale, e lavorano con macchine più grandi, però vi dico anche giustificato da un'agricoltura che è diversa dalla nostra, quindi grandi spazi, insomma, usano anche delle macchine che noi non ci sogneremmo mai di mettere nei nostri campi, no? Per dire già solo trattori e cose del genere, per effetto delle grandi estensioni. E sta nascendo un'industria americana dei droni, che è una cosa molto particolare, mentre noi europei siamo a zero. Ieri sul Corriere c'era una notizia che le industrie ucraine stanno iniziando a vendere droni all'Europa, no? Questo vi dice quanto l'Europa ha abbandonato anche il mercato dei droni. Sono pochissime aziende che fanno droni civili, e dico, poi invece militari sì, ma civili c'è praticamente nulla. Peraltro Cina... Sapete che perché quelle aziende hanno fatto questi salti grandissimi? Che quando la Cina stabilisce che un certo settore, un certo comparto è strategico, diventano aziende di Stato o comunque a grande partecipazione statale, quindi c'è stata un'iniezione di capitali enorme. E comunque non neghiamocelo, c'è un problema strategico sotto che non è banale, cioè il fatto che i software di quei dispositivi, col fatto che non sono aeromobili, sono le cose a metà strada, non è certificato, quindi vuol dire che nessuno sa che cosa fa quel software. Se trasmette dati altrove, cosa fa non lo si sa. Stiamo tollerando, però sì, no, il comparto militare è preoccupato. Io 1 anno e mezzo fa ero stato in Leonardo per parlare perché noi abbiamo Leonardo a Torino, no? Quindi ero stato là per parlare con Leonardo per dire c'è l'opportunità di sviluppare macchine di questo genere, cioè siete interessati a sviluppare macchine specifiche per l'agricoltura? Allora mi hanno detto in un altro periodo sì, adesso no, nel senso che siamo completamente girati verso il settore militare. Però mi diceva, abbiamo analizzato sta cosa, e loro dicevano guarda che tutta questa situazione DJI e XAG è un po' borderline, perché questa cosa qua di questi software, queste macchine che girano, possono acquisire dati, non sappiamo poi effettivamente in che cloud vanno a finire questi dati, è un problematico. È successo un annetto fa, per esempio, che l'Australia aveva fatto rimuovere tutte le telecamere di videosorveglianza
cinesi, perché si erano accorte che alcune trasmettevano, cioè c'era un monitoraggio territoriale, quindi cioè, non è da escludere, magari no, però è comunque una zona grigia. Per adesso noi cerchiamo di usarli, poi si vedrà se partirà un'industria. È chiaro che chiunque si mettesse oggi a sviluppare un prodotto come questo è una sfida molto difficile, perché dietro ha un colosso, con degli investimenti e delle risorse molto grandi, quindi è difficile tenere il passo tecnologico come queste due aziende che vi dicevo. Quindi è per quello che non abbiamo grandi produttori europei di questi tipi di attrezzatura. No, solo una constatazione, professore. Lei ha ripetuto più volte che a livello comunitario siamo fermi, no? Dal lato legislativo in assoluto. Noi siamo appunto un riferimento ancora a una direttiva comunitaria, la 128 del 2009, recepita in Italia con la 150 del 2012, approvata poi con il PAN, Piano Azione Nazionale 2014, questo sull'uso dei prodotti fitosanitari. Quindi al di là dei droni, proprio quando si parla di prodotti fitosanitari, siamo tutti fermi in Europa, perché nel resto del mondo magari utilizzano prodotti che qua sono revocati dalla mattina alla sera, gli altri li usano, si sa perché, anche per altri motivi, per amor di Dio, no? Per il rispetto alla salute che varia di molto a seconda dello stato di appartenenza. Però quello che bisogna incidere su quello che è la mobilità che abbiamo a livello legislativo comunitario. Quello bisogna farlo cambiare in assoluto. Tutto lì. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. E tra l'altro ieri sera era un altro evento dove c'era un mio collega che parlava appunto del problema sui prodotti fitosanitari, no? Si accennava lui ha parlato prima di me, ha accennato al Brasile, no? E diceva per esempio i prodotti che importiamo dal Brasile però sono stati realizzati con l'utilizzo di tutti i prodotti che noi non possiamo più utilizzare, no? Quindi c'è tutto un discorso un po' particolare di concorrenza che per noi è sleale, anche se poi non è sleale, siamo noi che ci stiamo facendo vedere. Poi i prodotti sono gli stessi che arrivano, no? Nel senso sono comunque stati in qualche maniera in contatto con quei prodotti, quindi questo è. E quello era il discorso prodotti fitosanitari. Poi quando sono venuto qua a Meslay c'era il drone cinese, avete visto quello lì brasiliano, una 2000 kg, cioè, mentre noi siamo qua che non riusciamo a far volare un drone da 100 kg, no? Per dire. Questa è la nostra situazione, è l'esatto parallelo sul discorso macchine che sui prodotti fitosanitari. Sì. Paragone anche con le macchine elettriche, ma è un altro pianeta anche lì. Macchine autonome. I brasiliani hanno le macchine autonome che fanno il capo e lavorano da sole, cioè è pazzesco, no? L'abbiamo visto, adesso non ne abbiamo parlato, ma lui le conosce bene, ci sono macchine brasiliane che lavorano per il diserbo di precisione, cose del genere. Ma autonome nel senso che non c'è solo che guarda, adesso d'accordo la sicurezza è importantissima, però ci si può attrezzare, si può arrivare a una definizione di quello che è. No, perché prima si è detto regolamento macchine, sì, certificata, ma chi, come, con che regole? Questo è il problema. Il regolamento macchine entra in vigore a fine gennaio del prossimo anno e stiamo ancora navigando a vista. Ci sono costruttori che hanno fatto le macchine autonome, prima ne avete citata una che avete provato, ce ne sono tante, sono tutte lì che stanno giocando col telecomando. Perché? Perché adesso cosa succede? Che se il costruttore telecomando, nel senso che si usano con qualcuno che le sorveglia da vicino, no? Perché adesso cosa succede? Che sono pochissimi quelli del mondo che dicono la puoi usare in maniera autonoma, perché vuol dire assumersi le responsabilità in caso di incidente, come costruttore. E quindi qualcuno lo fa perché dà un'interpretazione agli regolamenti attuali in questo marasma dove siamo di passaggio tra la direttiva macchine e il regolamento macchine, tutta un'altra serie di norme non ben chiare, e si assume la responsabilità. Però è pericoloso, quindi sono solo un paio, 2 o 3 al mondo che dicono in Europa la potete utilizzare senza AGXID, piuttosto che sono pochissimi. E su cosa si basano? Si basano sul fatto che hanno messo una elevata ridondanza di sensori, hanno messo i sensori certificati per ambito industriale, però non è sufficiente, perché l'ambiente non è confinato, l'ambiente agricolo, non puoi citarlo come un ambiente industriale, quindi ti cerchi di fidarti su quello, però non funziona. Ma va bene quello che dice il regolamento macchina, ok? Una volta che la macchina è certificata, ma da chi? Come? Con quali criteri? Finché non si arriva a quello, è che io temo che il regolamento macchine entra in vigore, ma non siamo mica arrivati a quel passo. Sì, vogliamo quel punto di domanda a questo punto.
Va bene, dai. E chiudiamo. Allora ringrazio naturalmente gli intervenuti, ringrazio Marco Socci, Dino Bing e il professor Gai. Sopra c'è il solito rinfresco della Proloco che ringrazio, e ringrazio anche per la registrazione Veneto Group. Grazie e a mercoledì prossimo.